Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: fra pochissimi minuti saremo collegati con Venezia, non con la sede della Protezione Civile di Marghera, non con Palazzo Balbi come sembrava in un primo momento, ma saremo collegati con le gallerie dell'Accademia, dove il Presidente della Regione Luca Zaia sarà con il Ministro Franceschini, Ministro alla Cultura Dario Franceschini, per una visita alle gallerie dell'Accademia. Temi, quelli dell'arte e della cultura, naturalmente legati al turismo a Venezia, una delle città d'arte più importanti del mondo, probabilmente la più importante del mondo, con quindi molti approfondimenti su temi di grande attualità. Ovviamente, visto che abbiamo i nostri giornalisti, le nostre telecamere, i nostri microfoni sul posto, potremo anche approfondire il tema dell'emergenza coronavirus. Sono già arrivati i dati, ma li vediamo fra pochissimo, quindi fra qualche istante saremo già collegati con Venezia. Vedremo che cosa arriverà da questo importante appuntamento con il governatore Luca Zaia, con il ministro Franceschini. Andiamo invece al volo con una foto che possiamo già farvi vedere a Lusiana Conco, perché c'è stato un incidente o infortunio o malore, non sappiamo ancora di che cosa si tratti, a Lusiana Conco. Siamo nella parte di Lusiana del comune nato dalla fusione appunto di Lusiana e Conco, dove il titolare di un'officina, una persona che secondo le prime indicazioni dovrebbe avere 75 anni, è stato trovato senza vita a terra questa mattina nella sua officina. Non si sa se si sia trattato di un malore o se sia rimasto coinvolto in un incidente. I vigili del fuoco sono corsi sul posto, hanno messo in sicurezza un muletto, ci fa sapere una nota appena giunta in redazione da parte delle forze dell'ordine. Quindi vedremo, abbiamo la nostra troupe sul posto, Alex Giuliano e Federico Cibotto, che ci sapranno dire quanto prima che cosa è successo. Quindi fra poco andremo anche a Lusiana Conco per vedere questo infortunio. Potrebbe essere infortunio, ma comunque l'ennesima situazione complicata, l'ennesimo morto sul lavoro di questi giorni. Ieri 3 incidenti sul lavoro a Padova, un vivaista ha anche perso la vita a causa di un malore, quindi situazioni che vanno solo a peggiorare quello che è cambiato in modo davvero radicale dopo il lockdown. Ma tutto questo lo vediamo fra poco. Adesso facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti in attesa del collegamento con Venezia. Sentiamo che cosa aveva detto il presidente Luca Zaia di questi dati, con i ricoveri che crescono, con i contagi che crescono e riguardano anche le donne in gravidanza. Ecco il servizio. Vicenza, in rianimazione, ragazza entrata sabato agli infettivi e passata ieri in rianimazione, del 1989, non vaccinata. Si trova ora in terapia intensiva al San Bortolo la 32enne all'8° mese di gravidanza, ricoverata sabato in pneumologia in gravi condizioni, un quadro clinico che ha spinto i sanitari a effettuare il parto cesareo nella giornata di domenica. Il bimbo, seppure prematuro, sta bene, la mamma al momento non è intubata. Questo è il caso portato a esempio dal presidente del Veneto Luca Zaia, la dimostrazione che il contagio persiste e che esplica i suoi effetti più gravi nei soggetti non vaccinati, come confermato dalla dirigente del reparto di malattie infettive a Padova. Nel nostro reparto ci sono 16 pazienti ricoverati, di cui 12 non vaccinati. Fra, ripeto, questi 12 pazienti non vaccinati abbiamo anche 2 donne gravide, e anche qui adesso stiamo cercando di capire e di insistere sulla vaccinazione in questa categoria specifica di popolazione. E questo nelle ore in cui l'Associazione Italiana Ginecologi chiede al governo di vaccinare subito le donne incinte, superando tutti i dubbi della prima ora. Più in generale, seppure gradualmente, cresce il tasso di ospedalizzazione. Area intensiva e area non critica sono 2,23 più 9, 55 più 4. Si continua a crescere. Crescita comunque limitata solo grazie a un fattore. Oggi, se siamo aperti e se oggi abbiamo questa condizione sanitaria gestibile, lo dobbiamo a quel quasi 78-79% di veneti che si è vaccinato. Io non ce l'ho con chi non si è vaccinato, ho il massimo rispetto,
però non posso condividere i toni che spesso vedo nei confronti di chi si è vaccinato. Anche per questo Zaia continua a chiedere lumi al governo e al CTS sulla terza dose. Se sarà necessaria una terza dose, e per quali categorie non ve lo so dire, che ce lo dicano subito, che non ci vengano a dire a ottobre, novembre, dicembre di iniziare a pensarci, perché potrebbe essere troppo tardi. Terza dose che interessa soprattutto gli anziani con il virus che si riaffaccia nelle case di riposo, 2 i focolai che la regione sta gestendo. Noi abbiamo 2 focolai identificati, uno nel Veronese, nella struttura di Mezzane, e uno nel Vicentino, nella struttura di Cartigliano. Case di riposo che come reazione sono tornate a chiudersi. Si tratta di casi per lo più asintomatici, anche se un ospite nel Veronese è stato portato in ospedale. Occhi puntati anche sul via all'anno scolastico con il piano regionale scuole che sarà presentato la prossima settimana, un mix di tamponi a tappeto e classi sentinella, modello che ha già raccolto il plauso del generale Figliuolo nei giorni scorsi in Veneto. La madre di tutte le battaglie l'ha definita Zaia. Questo era per quanto riguarda le ultime novità. Adesso i nostri giornalisti dovrebbero incontrare Zaia fra pochi istanti e così sapremo anche qualcosa di più sull'aggiornamento più recente. Vediamo intanto che aspettiamo l'arrivo del nostro Filippo Fois da Venezia, che cosa arriva dall'ANSA, perché ci sono per esempio notizie che seguiamo tutti i giorni, perché questa è ora di medaglie come fascia oraria da Tokyo, dal Giappone, dall'altra parte del mondo. La spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo ha conquistato altri 5 argenti nel corso della notte e della prima mattinata. 5 giorni dalla fine di questi giochi sono già 39 le medaglie le medaglie vinte, lo stesso numero di quelle aggiudicate al termine di Rio 2016. Nel lancio del disco femminile per atleti ipovedenti l'argento è andato alla campana Assunta Legnante, che ha stabilito il nuovo record europeo di 40 metri e 25 centimetri. Nel ciclismo è toccato al lombardo Fabrizio Cornegliani nella categoria H1, al pugliese Luca Mazzone H2 e alla veneta Francesca Porcellato nella H1/3, al marchigiano Giorgio Farroni. Su questo argomento c'è già una nota che arriva dal governatore Luca Zaia, che dice: a 51 anni Francesca Porcellato è la storia vivente delle Paralimpiadi, all'11ª partecipazione da Seul 1988, figuratevi, a oggi. Questa vera e propria Wonder Woman è di nuovo sul podio con uno straordinario argento nella crono H3 di handbike. I complimenti non bastano più e non è finita, perché domani la Tigre, questo dice Luca Zaia, potrebbe ruggire ancora. Con queste parole appunto il presidente del Veneto festeggia la medaglia d'argento conquistata nell'handbike dall'atleta veneta. Questa donna d'acciaio, è la nota che ha diffuso il governatore negli scorsi minuti, ha attraversato la storia delle Paralimpiadi vincendo medaglie a 2 cifre e facendolo in sport diversi: atletica, sci di fondo e ora handbike. Francesca è un mix unico di gioia di vivere, di amore per lo sport, di gusto per la sfida del destino, di determinazione, tutto il bello di un essere umano. Quindi un grazie, un complimento, un applauso va alla cosiddetta rossa volante, anche per la sua esuberanza, magari con un rivederci a Parigi alla prossima edizione. Vedremo, non bisogna mai porre limiti alla provvidenza e soprattutto alla grandezza di questi atleti che ci stanno dando enormi soddisfazioni dopo un'estate sportivamente molto interessante, prima con la vittoria degli europei, poi con tutte le medaglie che sono arrivate alle Olimpiadi di Tokyo. Allora chiedo alla regia se abbiamo qualche informazione da Venezia. Noi vediamo già in questo momento come è stato preparato il cortile interno delle gallerie dell'Accademia, con le sedie distanziate per tutti gli ospiti, ma anche per i giornalisti che seguiranno la conferenza stampa del ministro Franceschini e del governatore Luca Zaia. Vediamo i giornalisti già pronti, le nostre telecamere sono già pronte. Ci pare di capire che forse manchino i protagonisti di questa importante novità, di questo importante appuntamento. Quindi stiamo pronti per
per dare la linea ai nostri colleghi. Detto questo, però, finché aspettiamo, visto che probabilmente il tempo c'è, andiamo a vedere una petizione padovana destinata sicuramente a far discutere, perché parte da Padova una petizione per chiedere al governo di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid. Il promotore Marco Carrai, ex assessore di Padova e fondatore dell'Associazione Culturale Orizzonti. Vediamo. In un giorno appena sono state già raccolte oltre 300 firme. Parte da Padova una petizione online sulla piattaforma change.org per raccogliere adesioni per chiedere al governo l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid. Noi vogliamo nel nostro piccolo offrire uno strumento a chi ci governa perché prenda in considerazione, ma già lo stanno facendo, con serietà la possibilità di imporre un obbligo vaccinale che sarebbe la chiave risolutiva per uscire da questa emergenza. Tra i firmatari nomi illustri della politica come Arturo Lorenzoni, consigliere regionale Laura Puppato del PD e l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Siamo in un momento storico in cui serve coesione, dice Carrai. Spiace vedere manifestazioni continue contro il vaccino e il Green Pass che ogni sabato paralizzano Padova e fanno soffrire ancora una volta il commercio. Oggi invece, un po' per tutte queste false informazioni che girano sui social, questa forse anche un'ignoranza di base diffusa, fa sì che si alimentino sacche che portano poi a questi disordini di piazza, a queste manifestazioni. E mi dispiace anche vedere che poi i Novax cosiddetti che si ammalano e prendono il Covid pentirsi dicendo ho sbagliato, vaccinatevi tutti. Allora c'è bisogno di essere intubati, c'è bisogno di avere la morte di qualche caro per decidersi a abbracciare una logica vaccinale, oppure ci possiamo arrivare con i nostri strumenti affidandoci alla scienza. La petizione lanciata da Carrai vuole arrivare almeno a 500 firme, ma anche oltre, per poter sollecitare il governo a prendere una decisione a favore dell'obbligatorietà vaccinale quanto prima. Mi dispiace molto perché invece sarebbe questo il momento per dimostrare compattezza, unitarietà. Io mi ricordo quando ero bambino mi hanno sottoposto a delle vaccinazioni contro la poliomielite, il vaiolo, la tubercolosi e nessuno scuoteva la testa, anzi si apprezzava che la scienza offrisse un rimedio così importante per scongiurare queste malattie. Una proposta, dicevamo, destinata a far discutere, visto che il tema dei vaccini e anche quello del Green Pass è molto divisivo in questo momento. Noi vediamo che Filippo Fois è pronto a prendere la linea. Chiedo alla regia. Storico di Venezia. Di fronte a me adesso chiedo al collega Sandro Ponchio di inquadrarlo. È appena uscito il ministro Dario Franceschini, il quale ha appena effettuato una visita nelle nuove sale che sono state aperte qui alle Gallerie dell'Accademia. Il museo sta recuperando poco a poco vecchi spazi che non venivano utilizzati oppure avevano altre destinazioni. Vengono utilizzati adesso per esporre delle opere che prima non erano visibili al pubblico. In particolare, tra l'altro, poi ve lo faremo vedere chiaramente nei servizi del nostro telegiornale, è stata recuperata una tela del Tiepolo lunga 12 metri che era stata rimossa da una chiesa che era stata demolita e che poi è rimasto per circa 80 anni piegato come fosse praticamente un lenzuolo, ci hanno detto, e si trovava veramente in uno stato diciamo piuttosto imbarazzante e ha subito un restauro veramente straordinario che l'ha riportato allo splendore originario. Questo è uno dei pezzi forti tra le opere d'arte che saranno esposte e che tra poco visitabili a chiunque qui alle Gallerie dell'Accademia. Come dicevamo, per inaugurare queste due nuove sale
che seguono altre inaugurazioni degli anni precedenti e che precedono nuove inaugurazioni che ci saranno nei prossimi anni. È arrivato il ministro Dario Franceschini, è arrivato anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'abbiamo visto arrivare poco fa a fare gli onori di casa per il Comune di Venezia. C'è l'assessore al turismo Simone Venturini. Tra poco qui comincerà la conferenza stampa di presentazione di queste nuove 2 sale, che poi naturalmente vi faremo vedere nel dettaglio una volta che sarà terminata anche la conferenza stampa. Come vedete è tutto pronto, ci si sta preparando. La conferenza stampa è stato deciso di farla all'aperto anche per motivi di sicurezza sanitaria. D'altro canto qui gli ambienti non mancano, ci troviamo nel mezzo di uno dei chiostri, e tra l'altro molto bello e anche molto suggestivo, che sono l'esatta cornice per un'inaugurazione di questo genere, quindi di un evento artistico di grande portata, perché come sapete peraltro Venezia, come tutto il Veneto e l'Italia in generale, custodisce tantissimi tesori che purtroppo a volte sono addirittura troppi, per cui non sono visibili perché rimangono nei magazzini. Questa operazione che si sta facendo a Venezia si inquadra proprio in questo, cioè recuperare degli spazi, in questo caso delle gallerie dell'Accademia, che non venivano utilizzati, e impiegarli per l'appunto per ampliare l'offerta artistica del museo, quindi rendendo fruibili al pubblico tutte quelle opere, a volte, come parlavamo prima del Tiepolo, di grandissimo valore artistico, che prima non erano visibili. Noi vediamo che al tavolo dei relatori si stanno avvicinando sia il presidente Zaia che il ministro Franceschini. Ci sono anche diversi esponenti dei vari enti istituzionali della città di Venezia e della Regione Veneto, per cui tra poco potrà iniziare questa conferenza stampa, che probabilmente avrà, e lo sentivamo anche dalle indiscrezioni e dalle chiacchiere che l'hanno preceduta, potrebbe anche avere altri argomenti all'ordine del giorno, per esempio quello di un turismo che è una delle voci più importanti dell'economia italiana e veneta. Lo ricordiamo, il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche, che sta ricominciando dopo il difficile periodo del Covid, sta ricominciando la sua attività. Devo dire che qui a Venezia i dati sono molto buoni, come lo sono quelli della costa, che ha avuto un Ferragosto, per dirne una, in cui l'occupazione delle camere arrivava quasi al 100%. A Venezia siamo arrivati all'incirca tra il 60 e l'80% nei fine settimana, per cui diciamo che il settore si sta riprendendo probabilmente anche molto più rapidamente rispetto a quello che si temeva. Da questo punto di vista possiamo dire che le notizie che arrivano, perlomeno da Venezia, sono molto buone. Questo però apre anche un secondo tema, che è quello della gestione dei flussi turistici, che paradossalmente si è parlato di assenza di turismo, di crisi, ma per quello che riguarda Venezia a volte si parla del contrario, il cosiddetto overtourism, come viene chiamato a livello internazionale, vale a dire un affollamento e un arrivo di turisti superiore a quello che le strutture ricettive, le strutture e persino le strade, le piazze del caso di Venezia potrebbero ospitare. Da questo punto di vista qui, per esempio, a Venezia il sindaco Brugnaro aveva rilanciato l'idea di dei tornelli all'ingresso della città che permettessero di far entrare solamente coloro che hanno prenotato la visita. Naturalmente da questo sarebbero esclusi tutti coloro che abitano a Venezia, i residenti, coloro che devono visitare dei parenti e quant'altro. È un'idea naturalmente che sta facendo molto discutere, perché non ha precedenti in Italia e probabilmente neanche in Europa, ed è una però delle proposte sul tavolo del dibattito che chiaramente la ripresa dell'attività post-Covid sta generando. Vediamo che sia Zaia, il ministro Franceschini, l'assessore Venturini si sono seduti. Io credo che possiamo cominciare la conferenza stampa. Cominciamo, benvenuti.
È una giornata straordinaria per le gallerie dell'Accademia, siamo tutti molto emozionati ed è per noi di grandissima rilevanza poterla condividere con il vertice del Ministero, i massimi rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, altre istituzioni e personalità della cultura. Un caloroso saluto al Ministro Dario Franceschini, al Presidente Luca Zaia, all'Assessore Simone Venturini, al Direttore Generale Massimo Osanna, al Direttore di Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi, all'amministratore delegato di Iguzzini Cristiano Venturini, a tutti i presenti che con la loro partecipazione testimoniano l'eccezionalità di questo momento. Do la parola al Presidente Zaia che potrà decidere se parlare col microfono portatile o venire qui. Grazie. Sì, grazie, buongiorno. Io faccio veloce. Intanto volevo dare il benvenuto al Ministro e ringraziarlo per essere qui, per l'attenzione che ha sempre per la nostra comunità. Devo dire che peraltro lo chiedevano anche i giornalisti stranieri, prima me lo chiedevano, che significato diamo a questa apertura e a quello che sta accadendo a Venezia. Penso che sia un nuovo rinascimento per noi, no? Dopo una ventina di mesi di restrizioni di quello che è accaduto, non posso non ricordare, abbiamo avuto, Ministro, 11.600 persone che hanno perso la vita, dico che noi siamo stati anche i primi a ripartire, che è nello spirito veneto, no? Siamo stati i primi a fare una fiera, ad aprire la prima fiera in Italia, è stata aperta a Verona. Questa opera che è unica, cioè quel tiepolo ti toglie il respiro, ce l'avete visto, cioè entri, forse c'è poco spazio davanti al dipinto per apprezzarlo fino in fondo, però è veramente unico. Queste 63 opere, 600, 700, insomma tutto quello che è. Ringrazio anche Venetian Heritage, perché so che nelle diverse fasi di questa avventura è stata presente, ovviamente magistralmente coordinata da Toto Bergamo. E siamo qui per questa inaugurazione, per queste due sale, le 63 opere, ma siamo anche nella settimana della mostra del cinema, questo lo vorrei dire. E do un grande in bocca al lupo al Presidente Ciccuto, che ho visto qui prima, e a tutto il suo staff, perché per noi questa è una grande sfida, lo è da un punto di vista culturale, lo è da un punto di vista organizzativo e anche sanitario. Quindi veramente io spero che tutto possa svolgersi per il meglio. Dopodiché aspettiamo il Ministro per le prossime iniziative, ne abbiamo un po' assieme e quindi vedremo di recuperare ancora il tempo perso. Grazie e buona giornata a tutti. E ora la parola all'Assessore Venturini. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io e do il benvenuto ovviamente in città al Ministro, un piacere averla qui, grazie al Presidente, al Direttore Osanna e grazie a Giulio e a Toto. Io qualche mese fa, insomma in piena ripartenza timida, ci siamo visti qui e il direttore, che è un grande direttore, fatemelo dire, a cui siamo molto legati, a cui la città è molto grata per l'impegno che sta mettendo per questa straordinaria realtà culturale, mi ha mostrato le sale ancora allestite a cantiere e mi ha descritto quello che oggi abbiamo visto, con una passione insomma, che lui ha, però anche con tutta la sua grande capacità narrativa non è riuscito a mostrarmi questa bellezza, perché mi sono rimasto stupito ancora di più entrando quest'oggi e credo che questo contributo si collochi in un momento temporale importantissimo per la città e di questo appunto vi siamo particolarmente grati, perché siamo in una fase di grande ripartenza, grande rilancio, grande rinascimento, come diceva il Presidente Zaia, che ringrazio per la sua attenzione alla città. Questo rinascimento si basa su tanti pilastri. Ovviamente a Venezia il pilastro culturale è uno dei più importanti. È straordinariamente importante perché non solo conserva i tesori del passato, ma consente anche la vitalità sociale della città, crea posti di lavoro, crea occupazione, porta gente, arrivano turisti da ogni parte del mondo, un bel turismo,
a conoscere questi tesori. Quindi l'importanza della cultura è uno dei pilastri su cui rifondare e ripensare il nostro paese, evidentemente la nostra città, insieme ad altri pilastri che non sono mai in antitesi. Penso alla portualità, penso all'industria, penso ai vari dossier che il governo e i governi in questi anni hanno avuto sul tavolo per far ripartire Venezia e sostenere Venezia. Non da ultimo anche un ripensamento sull'opportunità di dotare la nostra città di qualche strumento speciale, qualche particolarità normativa che ci consenta di intervenire laddove davanti a una città unica e speciale servirebbero anche strumenti unici e speciali per tutelarla non solo nella parte monumentale ma anche nella parte socio-economica e culturale. Quindi davvero che sia un inizio di una nuova stagione, che oggi inauguri anche un grande ripensamento di alcune anche misure normative affinché si possa dare a Venezia quella potenzialità ancora inespressa che può ancora esprimere moltissimo. Quindi davvero grazie signor Ministro, grazie davvero a tutti voi, grazie a Toto per aver sostenuto questa e altre iniziative, perché insomma in questi mesi ce ne hanno fatte vedere moltissime. In bocca al lupo per tutto. Grazie al Presidente Zaia, grazie all'Assessore Venturini. Do ora la parola al Direttore Generale Massimo Osanna. Grazie Giulio, signore e signori, autorità civili e militari, sono molto lieto di essere qui per tanti punti di vista. Innanzitutto, come hanno sottolineato chi mi ha preceduto, è un momento di ripartenza e qui ripartiamo con un progetto che veramente di cui la città di Venezia e tutta l'Italia può essere fiera, e per tanti punti di vista. Innanzitutto, e questo mi preme sottolineare, questa è un'occasione per ricordare quanto importante sia fare rete fra istituzioni e fare rete sul territorio. Bella la presenza non solo dell'assessore ma anche del Presidente Zaia, che hanno tra l'altro sottolineato quanto il direttore Maria Elia sia capace di tessere reti sul territorio, ed è quello che dobbiamo fare, perché dobbiamo abbattere steccati che separano musei civici dai musei statali. Spesso abbiamo diatribe anche all'interno delle stesse nostre ministeri, ma invece dobbiamo lavorare tutti con un obiettivo comune, che è quello di tutelare e promuovere questo patrimonio straordinario di cui siamo orgogliosi. Un altro aspetto che vorrei sottolineare, e questo è anche veramente una best practice, la capacità di tessere rapporti fra pubblico e privato. Quindi veramente ringrazio Venezian Heritage, ringrazio i Guzzini, perché i risultati si vedono con l'esperienza di Guzzini. Queste sale cambiano aspetto completamente, ed è bello capire e lavorare insieme, perché solo in questa maniera si può arrivare a raggiungere un obiettivo così ambizioso, quello di lavorare e di preservare un patrimonio così pervasivo come quello italiano. E poi altro aspetto molto bello è questo ripensamento di un allestimento, la riacquisizione della circolarità del percorso, valorizzando opere che erano nei depositi. Stiamo lavorando molto su progetti per tirar fuori dai depositi il 90% del nostro patrimonio che è sepolto, che è un dato statistico assolutamente incredibile. Il fatto di non solo di tirarlo fuori dai depositi e riportarlo e riproporlo alla comunità, ma anche di restaurarlo in occasione, grazie anche ai contributi appunto dei privati, questo è veramente un altro aspetto che mi fa dire veramente siamo di fronte a una best practice. Quindi i miei complimenti e a tutti poi buona visita. Grazie al Direttore Generale Osanna, più volte ringraziato. Adesso un saluto di Toto Bergamo, se preferisce. Onorevole Ministro, Presidente, Assessore, Autorità, buongiorno. Leggo così vado più svelto. Allora, nel 2015 Venetian Heritage ha iniziato una fruttuosa collaborazione con le gallerie dell'Accademia, finanziando l'allestimento permanente delle prime 4 sale al piano terra del nuovo percorso espositivo del museo. In continuità con questo progetto, Venetian Heritage ha finanziato la prosecuzione dei lavori di allestimento dei saloni Selva Lazzari, che inauguriamo oggi, che ospita alcuni capolavori dipinti che erano conservati nei depositi delle gallerie dell'Accademia, tra i quali Luca Giordano, Giambattista Tiepolo, Bernardo Strozzi, alcuni di questi restaurati anche grazie a donazioni di alcuni nostri sostenitori, come il Castigo dei Serpenti di Tiepolo, che tra l'altro è un restauro dedicato al nostro presidente fondatore, che non è più con noi, il signor Lovett.
L'operazione coniuga appieno la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e costituisce una testimonianza di virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Poi dico una cosa per i giornalisti, perché è la cosa che chiedono sempre, visto che ne vedo numerosi. La donazione di Venetian Heritage per la realizzazione dei sopramenzionati interventi eseguiti tra il 2020 e il 2021 è stata di 584.000 euro, il Castigo dei Serpenti 112.000 euro, la piazzetta l'Indovina 37.000 e per i saloni 5 e 6 diciamo un totale di 434.000 euro, mentre per le sale, le prime 4 sale inaugurate 4 anni fa, la donazione fu di 615.000. Quindi siamo molto felici di continuare la collaborazione con il Ministero della Cultura. Saluto anche Daniele Ferrara, con il quale abbiamo fatto uno splendido lavoro a Palazzo Grimani, e grazie a tutti. Grazie a Toto Bergamo Rossi. Do ora la parola all'amministratore delegato di Guzzini, Cristiano Venturini. Buongiorno a tutti. Rinnovo i ringraziamenti per averci invitato, ma soprattutto per averci messo a disposizione la possibilità di dimostrare ancora una volta quanto è bello il patrimonio artistico e culturale di questo Paese. Scherzavo prima con il direttore dicendo che io faccio un lavoro meraviglioso, perché io illumino il bello e credo di essere nel Paese, nell'azienda, che possa permettere di esprimersi ogni giorno. Qui oggi stiamo a onorare una magnifica rappresentazione tra il 600 e il 700 e sono orgoglioso che la mia azienda abbia potuto mettere al servizio del Ministero della Cultura, della Venetian Heritage e della Galleria dei Musei Tutti la possibilità di tornare a esprimere la cromaticità, la bellezza di questi dipinti. L'intervento che abbiamo fatto è un intervento che da una parte appunto vuole sottolineare l'estrema qualità dei dipinti e la loro cromaticità e la loro attenzione artistica. Dall'altro però abbiamo voluto donare un sistema che possa essere flessibile, quindi possa essere rimodulato in funzione delle esigenze future della galleria, quindi non qualcosa di statico, perché poi anche gli anni che stiamo vivendo ci stanno insegnando che la capacità di adattamento e di flessibilità probabilmente sono delle qualità che non potremo più dimenticare o farne a meno. Light is Back è un programma che l'azienda segue circa dal 1990, quindi ben prima del mio arrivo, perché l'azienda ha sempre creduto nella cultura e nel patrimonio artistico italiano, e ridare bellezza e onore a questo tipo di opere d'arte per noi è veramente da una parte un grande effort e impegno finanziario ed economico, ma dall'altro ci inorgoglisce tantissimo, perché possiamo ridare lustro a quello che il nostro Paese ha tra le sue qualità principali: la bellezza, la cultura e l'arte. Quindi grazie ancora a tutti per questa possibilità. Ringrazio il dottor Venturini. L'importanza dell'avvenimento che siamo riuniti per celebrare è per noi epocale. Contribuisce a cambiare l'immagine complessiva del museo. Per questo abbiamo voluto intitolare l'evento "Le gallerie che non ti aspetti". Non è più soltanto il museo che ci aspettiamo, il museo del Rinascimento, ma c'è molto altro che possiamo far vedere adesso nelle nostre sale. 2 nuovi saloni allestiti, un nuovo significativo tassello del percorso espositivo che stiamo ridisegnando nel quadro della costruzione del 4º allestimento scientifico delle gallerie dell'Accademia. Il primo fu di Giulio Cantalamessa nel 1895, in occasione dell'apertura della prima Biennale Internazionale d'Arte, e questo mi dispiace è andato via Ciccutto, che era stato qui fino adesso, ma a una conferenza stampa. Il secondo di Gino Focolari, 1921-1923, avviato in occasione del rientro delle opere dalle protezioni temporanee dovute alla Prima Guerra Mondiale. Un po' lo stesso accade col terzo allestimento scientifico, quello tra Vittorio Moschini e Carlo Scarpa, a partire dal 1943, anche in questa occasione per il rientro delle opere dalla protezione della Seconda Guerra Mondiale. Diversamente dagli altri, l'attuale radicale ripensamento del percorso si sta giovando dell'acquisizione di spazi, problema di cui ha lungamente sofferto la collezione.
E questo grazie al trasferimento dell'Accademia di Belle Arti nella sede degli Incurabili, un'operazione di grande portata e complessità avviata nel lontano 1997 con un protocollo d'intesa firmato dal ministro di allora Walter Veltroni e dai massimi rappresentanti dei dicasteri di Grazia e Giustizia, Finanze, Pubblica Istruzione e di Regione, Provincia, Comune e Sovrintendenza per i beni architettonici. Abbiamo qui Emanuela Carpani, con il cruciale contributo di Roberto Cecchi e Antonio Foscari. Oggi celebriamo una tappa di questo processo che sta radicalmente cambiando il museo e il suo percorso espositivo, aggiornando e proiettando verso il futuro, ma non è l'unica tappa. Va almeno ricordata la recente sistemazione e apertura delle sale del Rinascimento, dalla sesta all'11ª al primo piano, inaugurate nell'agosto del 2019, uno sforzo corale della struttura, il segno di vitalità progettuale e operativa da parte dell'intero staff e delle strutture del Ministero, considerato che le citate sale vennero aperte a conclusione dei lavori di restauro architettonico condotto a cura del Segretariato regionale del Veneto sotto la direzione di Ilaria Cavaggioni e con Luigi Girardini Lup. Approfitto per salutare Marta Mazza, nominata nel ruolo di direttore del segretariato. Torniamo ai saloni al piano terra. Gli spazi lasciati liberi dall'Accademia di Belle Arti, come si diceva, sono stati oggetto di un importante intervento di restauro architettonico finanziato dallo Stato, iniziato nel 2006, che ha visto anche la realizzazione dei sistemi di climatizzazione e sicurezza per l'intero complesso. Lavori condotti su progetto di Tobia Scarpa con Renata Codello, coordinatrice e direttrice dei lavori. All'ultimazione di essi, a fine del 2013, si è aperta la strada per la realizzazione dell'allestimento espositivo di questi spazi. Il progetto scientifico a cui ci dedicammo, allora ero curatore e vice direttore delle gallerie, con la collega Roberta Battaglia, attuale vice direttrice. Per l'allestimento di questo intero piano, fatto piuttosto rilevante di un proficuo rapporto, è stato detto prima, tra Stato e privati, abbiamo avuto al nostro fianco come finanziatori alcuni comitati privati per la salvaguardia, cioè la parte delle spese a carico del museo sono state residuali. L'allestimento venne condotto in 3 lotti. Il primo è stato ricordato da Toto Bergamo per le prime 4 stanze con Venetian Heritage e Samsung Electronics. Le successive 6, cioè queste da questo lato, vennero finanziate da Venice International Foundation e Venice Imperial Fund. Le inaugurò nel gennaio 2016 Paola Marini, che è qui con noi, divenuta direttrice dopo l'indipendenza del museo a seguito della riforma promossa dal ministro Franceschini. Siamo al terzo, l'attuale, ancora sulla base di un progetto scientifico costruito con Roberta Battaglia, affiancati poi da Michele Nicolaci, curatore delle collezioni del 600 e 700. L'operazione fu avviata da Paola Marini nel 2017, affidò il progetto definitivo allo studio Scarpa, quello esecutivo e direzione dei lavori a Gianni Breda, sul progetto preliminare di Giulia Passante del Polo Museale Veneto. Abbiamo qui il direttore Daniele Ferrara. Fu un progetto e con Francesco Trovò della Sovrintendenza di Venezia quale RUP. Un ringraziamento particolare va a tutti, ma in special modo a Francesco Trovò per la sua straordinaria dedizione che è andata veramente molto al di là del suo ruolo. L'evento è stato finanziato quasi interamente da Venetian Heritage, un partner, come abbiamo visto, per le gallerie di lungo corso, e dunque a loro va la gratitudine del museo. Il contratto di donazione fu sottoscritto da Giovanni Panebianco, direttore ad interim delle gallerie dopo la quiescenza di Paola Marini. Un intervento impegnativo, si tratta di quasi 800 metri quadrati di spazi espositivi allestiti, un piccolo museo, forse nemmeno troppo piccolo museo nel museo. Un grande sforzo operativo per lo staff del museo e di coordinamento delle ditte, 4 mesi di lavoro, quindi è stato anche a tempo di record, di cui sono grato particolarmente a Cristiana Sburlino, Francesca Bartolomeoli con Serena Bidorini, che sono funzionari del museo.
Per l'esecuzione dei lavori di allestimento architettonico ringrazio l'impresa appaltatrice Costruzioni Generali SR, i subappaltatori di Tasior Pais, le forniture di componenti metallici di Lamparredo, FS Progetti per il collaudo statico, scusate la lista ma tantissime persone hanno lavorato qui e mi piace ricordarlo, Top Film per le pellicole sulle finestre, Europavimenti per la manutenzione dei pavimenti e naturalmente i nostri uffici amministrativi Stefano Goffredo e Renato Stefani. Uno sforzo, dicevo, le cui dimensioni possono rendere i numeri. 63 opere, alcune delle quali inedite, 2 acquistate recentemente dalla Direzione Generale dei Musei, molte di queste poco note o mai viste nella veste attuale a seguito dei restauri, questi ultimi in gran parte finanziati da privati, alcuni l'ha ricordati Toto Bergamo, ma anche Borsa Italiana, ma anche varie imprese all'interno di un progetto di Borsa Italiana. 230 metri quadri di dipinti restaurati o manutenuti, 330 metri lineari di cornici restaurate o realizzate ex novo poste sui nostri dipinti. Sono state attive 12 ditte di restauro, almeno 31 restauratori altamente specializzati. Molti interventi sono stati eseguiti nel nostro laboratorio di restauro alla Misericordia, che ha continuato ad operare nelle 1000 difficoltà create dalla pandemia. Si tratta di un laboratorio, per quanti non lo conoscessero, voluto da Francesco Valcanover e Giovanna Nepiscirè, che coniuga significativamente intervento e ricerca, una realtà operativa che stiamo fortemente incentivando anche al servizio del territorio. Spetta alle ditte di restauro i nostri ringraziamenti per un lavoro eccellente che ha dato nuova luce alle opere del 6 e del 700. Li cito: Egidio Arlango, Bellinazzo Zambaldo, Erika Bianchini, Giulio Mono, Giorgia Busetto, la CBC con Lucia Tito, Enrica Colombini, Mauve, Silvio Ottolini, Stefania Sartori, Claudia Vittori, a darvi il senso del lavoro che è stato fatto. Abbiamo parlato di luce e va ai Guzzini la nostra gratitudine per averci voluto affiancare come sponsor tecnico a realizzare a tempo di record un nuovo impianto LED progettato da Carlo Paglieri con il supporto appunto di Guzzini, che sostituisce il precedente che era di incandescenza. Uno straordinario lavoro il cui esito, che lascio a voi valutare per chi già non l'ha fatto, permetterà anche il risparmio di energia elettrica e di manutenzioni. Capitolo di spesa, lo sanno i nostri CDA, revisori dei conti, per noi molto importante. Il museo ha finanziato l'installazione e il lavoro di Spazio Luce, che ringrazio, unitamente ad Elena Azzolina e Ciro Giuliano del nostro ufficio tecnico. Ringrazio Apice ed Arteria per il lavoro di installazione delle opere, la responsabile della comunicazione Maria Teresa Dalbò, la quale, con le stagiste che ci stanno aiutando anche oggi, ha dato la possibilità sui social e sul sito di conoscere il dietro le quinte, cioè quello che noi stavamo facendo all'interno delle sale. Ringrazio Silvia Salvini dell'Ufficio Catalogo, Diana Gigliotto dell'Archivio Fotografico e dei Restauri, Giovanna Ambrosano di Marsilio Arte, ha fatto un lavoro eccellente con l'ufficio stampa. Ringrazio Valeria Poletto e Michele Tavole che hanno tenuto i rapporti con i servizi aggiuntivi. Il percorso scientifico. Illustrato con testi di sala di Battaglia e Nicolaci, su supporti la cui progettazione architettonica e grafica spetta a Maria Antonietta De Vivo e la stampa al gruppo Fallani. Con l'apertura di oggi, l'abbiamo più volte detto, si apre l'intero percorso al piano terra, che ora si snoda limpido in 13 sale, con opere che vanno dal 600 fino all'800. Ma la più grande collezione di arte veneta al mondo ha con questa una più completa e chiara presentazione del suo sviluppo. Per il 600 si tratta per di più di un risarcimento critico. Tale secolo, costretto tra i periodi d'oro dell'arte di Venezia, 500 e 700, aveva sofferto in passato di minore considerazione e dunque di minor spazio espositivo. Le nuove sale non solo portano luce a straordinari capolavori di quei 2 secoli, ma fanno meglio comprendere nel complessivo lavoro che stiamo conducendo al primo piano l'evoluzione artistica della scuola locale.
la cui presentazione visiva è da sempre l'intento di questa collezione. Il Salone 5 è dedicato, qualcuno l'ha già visto, alla pittura del Seicento di grande formato, in prevalenza di destinazione ecclesiastica, opere giunte in museo a seguito delle demanializzazioni ottocentesche. Il percorso restituisce l'idea dei fruttuosi innesti artistici provenienti dai pittori foresti, il genovese Bernardo Strozzi, il toscano Sebastiano Mazzoni o il franco fiammingo Nicolas Rienier, che introducono novità in una tradizione artistica locale tendenzialmente poco incline ai cambiamenti, dominata nei primi decenni dagli emuli e continuatori delle grandi botteghe del Cinquecento. Tra le maggiori sorprese troverete, appena restaurati, due esempi assoluti dell'arte europea del secolo: le pale del pittore di cultura artistica romana Pietro da Cortona con Daniele nella Fossa dei Leoni e il napoletano Luca Giordano con la Deposizione di Cristo dalla Croce, opere realizzate per le chiese di Venezia a dimostrazione della costante apertura sovraregionale della città. Quella di Giordano, per la sua intensa carica drammatica, contribuì all'affermazione della pittura dei cosiddetti tenebrosi in Laguna, di cui abbiamo esempi interessanti in sala, del genovese a lungo attivo a Venezia Giovanni Battista Langetti, posti accanto a due straordinari dipinti di Francesco Solimena, anch'esso napoletano. Il Seicento si chiude dunque con il tenebrismo, ed accogliere il visitatore nel nuovo secolo e nella nuova sala è il pirotecnico e leggiadro rococò veneziano dell'Erminia e Vafrino di Gian Antonio Guardi, appena restaurato. Di intonazione fiabesca, colori luminosi e pennellate libere e vivaci. Nella sala, dove lo spazio è scandito in navate, i dipinti sono organizzati in raggruppamenti. A destra la grande pittura di storia con la maggiore artista del secolo, Giovanni Battista Tiepolo, con al centro, l'avete potuto già apprezzare sugli articoli che sono usciti, l'eccezionale Castigo dei Serpenti appena restaurato. A sinistra una lunga sequenza di paesaggi, uno dei generi pittorici che maggiormente contribuì al successo della pittura del Settecento, grazie ad artisti quali Marco Ricci, Giuseppe Zais o Francesco Zuccarelli. Al centro della sala, in una sorta di ambiente raccolto e domestico, abbiamo collocato la pittura che si volge a ritrarre la pittura quotidiana nei suoi diversi aspetti. Qui troverete l'Indovina di Piazzetta, restaurato ultimamente, e i dipinti di formato ridotti di Pietro Longhi. Chiudono la sezione tre dipinti appartenenti alla Scuola della Carità, che è uno delle parti che compongono le gallerie dell'Accademia. Sono di Giuseppe Angeli, Gianbettino Cignaroli, Giandomenico Tiepolo. Quest'ultimo ritengo uno dei dipinti più straordinari della sala. Cosa ci aspettiamo ora? E con questo concludo. I lavori delle gallerie non si fermano. Ultimato il piano terra, l'impegno ora volto al primo piano. Avvieremo l'allestimento dell'ala palladiana, dove sono stati ultimati i lavori del secondo lotto di restauro architettonico da parte del Segretariato regionale del Veneto, in attesa che ripartano gli ultimi due lotti che chiuderebbero l'intera operazione di rinnovamento del museo, progetto che per la sua ambizione è stato giustamente denominato al tempo Grandi Gallerie. La portata dell'operazione è di tale rilevanza che contiamo di poter continuare ad avere accanto le istituzioni oggi presenti, certi di operare nell'interesse del Paese, che ha in questa città, in queste gallerie, un faro di arte e cultura sempre e comunque acceso. Grazie. Grazie. Ed ora la parola al Ministro Dario Franceschini per le conclusioni. Ma grazie davvero, veramente una bella giornata che raccoglie in sé moltissimi elementi di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi. Innanzitutto la ripartenza, lo ricordava il Presidente Zaia, questa gara virtuosa che sta partendo nel Paese su far ripartire la cultura in sicurezza è possibile. È importante che ogni realtà dimostri che è possibile
Il Veneto e Venezia sono sicuramente avanti da questo punto di vista. È una sfida molto importante, oggi parte una campagna promozionale perché le persone ritornino nei cinema con un cortometraggio che potrete vedere sulla rete in cui sono protagonisti tutti i più grandi attori italiani. Insomma, dobbiamo dimostrare veramente che è possibile fare cultura, farsi tornare a vivere i luoghi della cultura con condizioni di sicurezza e c'è un grande bisogno perché abbiamo tutti attraversato questo deserto che sono state le nostre città con i cinema chiusi, i teatri chiusi, i musei chiusi, senza concerti, senza musica nelle piazze. Abbiamo capito quanto è diversa l'Italia. Quindi è importante che questa inaugurazione delle nuove sale dell'Accademia avvenga proprio in coincidenza della ripartenza alla vigilia, sempre a Venezia, dell'avvio del Festival del Cinema di Venezia. Il Presidente della Repubblica visiterà dopodomani la Biennale Architettura, quindi davvero una centralità, lo dicevo poco fa in un convegno sul soft power, che dimostra esattamente che Venezia è il cuore di questa grande sfida italiana, e cioè investire in cultura significa tutelare il patrimonio che ci hanno lasciato splendido, unico, che ci hanno lasciato le generazioni venute prima di noi, ma significa anche investire sul presente, sul contemporaneo, sul futuro, sull'innovazione, sulla ricerca. Quindi è veramente un momento importante anche per il simbolo, per ciò che rappresenta. Secondo tema è che stanno insieme in questa apertura delle nuove sale molte cose che sono state al centro delle politiche del Parlamento e del Governo in questi anni. La riforma dei musei italiani e il rapporto con i privati. Io l'ho detto altre volte e mi scuserò, credo vada ricordato, nel 2014, cioè prima della riforma del sistema museale, i musei dello Stato, i luoghi della cultura dello Stato, che sono più di 400, non esistevano giuridicamente, splendide collezioni, ma inesistenti dal punto di vista organizzativo e giuridico. I musei erano uffici delle soprintendenze, non esisteva una direzione generale musei. I direttori dei musei erano funzionari, non erano nemmeno dirigenti, dipendevano gerarchicamente dal sovrintendente, che ovviamente ha un lavoro enorme da fare, che è la tutela del territorio, del paesaggio. I musei non avevano comitati scientifici, non avevano autonomia di bilancio, non avevano consigli di amministrazione. Gli incassi dei musei statali andavano tutti in un unico capitolo del Ministero dell'Economia, quindi che tu vendessi 10.000 biglietti o 100.000 biglietti non ti cambiava nulla perché sempre quello ti arrivava, finiva in un unico calderone di bilancio. La riforma dei musei ha portato all'autonomia dei musei, ha portato alla presenza di comitati scientifici, di consigli di amministrazione, di autonomia di bilancio. Gli incassi vengono trattenuti tutti dai singoli musei che possono investirli per le attività del museo e c'è un fondo di solidarietà del 20% per cui i grandi musei, quelli che hanno grandi incassi, aiutano i musei più piccoli che non hanno incassi sufficienti per poter far quadrare i propri bilanci. Dentro questo schema c'è stata anche la selezione di direttori cosiddetti internazionali che ha portato personalità che sono arrivate dal nostro paese o da fuori dal nostro paese con esperienze gestionali nella guida dei musei. C'è stata una grande polemica, sembra un secolo fa, perché si diceva gli stranieri oppure i manager a guidare i musei, dimenticando che i manager sono poi storici dell'arte, archeologi, architetti. Quindi mi pare che questo abbia funzionato e questa è nella prova, quindi ringrazio il direttore Magnirelli e ringrazio Paola Marini che ha diretto il museo in questi anni, prima di lui. Veramente è una dimostrazione di come sono cambiate le cose. Il secondo tema, frutto di un'altra norma approvata dal Parlamento qualche anno fa, l'Art Bonus, la collaborazione tra pubblico e privato. Io qui ringrazio Venezia Heritage, ringrazio i Guzzini, tutti quelli che in modo diverso hanno contribuito. C'era una barriera ideologica assurda, ma in Italia ci attardiamo quasi sempre nei dibattiti tardi ideologici, anche quando è troppo tardi. Cioè il tema, c'erano due correnti che si scontravano ideologizzate, una date a noi privati che risolveremo tutto e faremo profitti con i musei, quando in nessun posto del mondo il museo fa profitto, anche il miglior museo americano privato vive di proventi e di donazioni oppure di contributi dello Stato in altri paesi. Dall'altro un'altra teoria, teniamo lontani i privati dal patrimonio culturale perché lo dissacrano in qualche modo, ne dissacrano la funzione. Io credo che la strada che si sia intrapresa sia giusta, collaborazione pubblico-privato, collaborazione nelle risorse, collaborazione anche nella gestione. Stiamo utilizzando molto lo strumento delle fondazioni aperte a pubblico e privato per gestire luoghi insieme alle altre alle regioni, ai comuni, insieme ai privati, cioè cogestire insieme perché l'obiettivo è unico, se è patrimonio dell'umanità è patrimonio dell'umanità.
se l'articolo 9 della Costituzione impone, dovremmo essere molto orgogliosi, tra i principi fondamentali la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, lo dice al pubblico ma lo dice anche al privato. Quindi l'Art Bonus, questo incentivo, ha aiutato le donazioni. Si diceva in passato le donazioni non arrivano perché non c'è un incentivo fiscale come in altri paesi europei. Adesso da qualche anno abbiamo l'incentivo fiscale probabilmente più forte in Europa, sono arrivati in qualche anno 500 milioni di donazioni, tra grandi donazioni e piccole donazioni, anche il crowdfunding, bene ma non è abbastanza. Quindi vorrei che anche l'esempio di questa collaborazione che ha portato a questo incrocio di risorse pubbliche e private per recuperare queste splendide opere e queste splendide sale fosse un modello per gli altri. Vorrei arrivare al momento, dentro la linea di quella cultura del give back inglese, cioè a un certo punto io che ho fatto qualcosa, ho costruito un'impresa, ho avuto successo, senti il dovere morale di dare indietro, di restituire al mio paese. Vorrei che entrasse anche da noi, vorrei che si arrivasse al punto in cui le grandi, soprattutto le grandi aziende italiane, quelle che esportano nel mondo, perché hanno alle spalle l'Italia, perché quando compri un prodotto pensi a bellezza, arte, storia, cultura, paesaggio, e quindi vendono nel mondo per la credibilità che è data da secoli, millenni di bellezza respirate e costruite nel nostro paese. Vorrei che arrivasse il momento in cui le grandi aziende si vergognino se non hanno destinato una parte dei propri utili alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Ci stiamo arrivando per passi, sarà un tema per valutare il bilancio sociale di un'impresa, quanto hai destinato al patrimonio culturale del tuo paese, che è quello che ti rende credibile nel mondo. Quindi credo che sia un grande passaggio, questa è una tappa importante in quella direzione, dimostra che si può fare, e quindi grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e a tutti quelli che ci hanno lavorato. Grazie a tutti. Roberta Battaglia, Michele Nicolasci ed io siamo disponibili ad approfondire eventuali domande sulle opere specifiche e si può cominciare a entrare, ma io direi di cominciare dalla sala 5, Roberta, e naturalmente teniamo sotto controllo i numeri, 30 persone per sala. Ricordo e ringrazio Giorgio Ceccato e Valentina Farace. Dobbiamo aspettare un attimo prima di entrare. Sì, dovete aspettare un attimo per entrare, scusate. Che succede? Facciamo fare una foto. Ah, una foto. Conferenza stampa, la presentazione di queste nuove sale delle gallerie dell'Accademia. Adesso la nostra troupe, Filippo Fois con Sandro Ponchio, si stanno spostando per intervistare il ministro Franceschini, per sentire il governatore Luca Zaia. Si parlerà naturalmente di arte, si parlerà di arte e cultura anche sotto il profilo turistico, visto che Venezia è la città più importante d'Italia e una delle più importanti del mondo sotto il profilo delle visite, con quello naturalmente che può offrire, ma tutto il Veneto in generale è più che comprensibile. Adesso fra poco ci ricollegheremo quando i nostri giornalisti, i nostri operatori ci avvertiranno che si può iniziare. Nel frattempo vi ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questi minuti, siamo collegati con le gallerie dell'Accademia di Venezia per la presentazione delle nuove sale espositive. C'è il ministro Franceschini, c'è il governatore Luca Zaia. Nel frattempo allora, si è parlato anche, il ministro Franceschini ha parlato anche della mostra del cinema sotto un punto di vista un po' particolare. La mostra del cinema, ha detto, è un invito a entrare nelle sale cinematografiche, sono luoghi sicuri nei quali si accede solo con il Green Pass. È importante che i cittadini tornino a frequentarle senza timori, quindi un evento importante che, come sempre, noi del gruppo Media Nord-Est seguiamo molto da vicino e che è fondamentale per il mondo del cinema in generale. Può diventare un
un volano e soprattutto un motivo per far ritornare in sala le persone. I cinema hanno patito tantissimo, ma questo lo sappiamo, nel corso dell'emergenza coronavirus, nel corso del lockdown, di tutte le fasi difficilissime che abbiamo visto. Adesso noi stiamo aspettando di capire che cosa succede dalle parti delle gallerie dell'Accademia. Vediamo che le nostre telecamere sono già pronte per parlare con Franceschini, ma non pare che il ministro non sia ancora disponibile per questo punto di contatto con la stampa. Non andiamo in pubblicità, non mandiamo altri servizi, perché ovviamente è una cosa di qualche istante. Vediamo, c'è decisamente agitazione fra i giornalisti, gli operatori dell'informazione presenti a questa conferenza stampa. È un momento molto importante anche per parlare con il ministro Franceschini. Ovviamente si parlerà anche della mostra del cinema, poi indubbiamente parleremo anche con il governatore Luca Zaia, ma vediamo se Filippo Fois riesce ad aggiornarci un attimo su quello che sta. Dunque guardate, in questo momento proprio sta arrivando il presidente Zaia, che sta uscendo, e cerchiamo anche di raggiungerlo per scambiare qualche battuta. Scusami, eccoci. Vai. Aspetta, siete tutti pronti? Un attimo, aspettiamo. Alessandro, ci sei? Ok, un attimo. Vai. Chiedevo, sciolto il nodo delle grandi navi, quali sfide restano aperte, quindi ha detto il Ministro? Sul nodo delle grandi navi noi avremo ancora necessità di confrontarci col governo rispetto a VTP e tutta la partita di Venezia Terminal Passeggeri, in quanto si vuole collaborare, si vuole assolutamente la fuoriuscita delle grandi navi del canale del Giudecca dal bacino San Marco, però è altrettanto vero che la società deve avere delle prospettive per il futuro, visto considerato che perde il suo core business in questa fase. E dall'altro c'è tutto il tema culturale e del paesaggio, cioè voglio ricordare che oltre alle iniziative culturali poi c'è una grande partita importante in un territorio molto delicato, molto sensibile, ma anche molto prezioso, che è quello dei vincoli paesaggistici, di tutti i ragionamenti che si possono fare, il lavoro che si dovrà fare assieme ovviamente al Ministero. Tra quei vincoli anche quello del Comelico, per esempio? Quella è una partita importante, cioè il collegamento con la Valpusteria è vitale, sembra quasi un cane che si mangia la coda, no? Non intervengo per preservare il territorio, ma se non intervengo i cittadini se ne vanno dal territorio, il territorio non è più preservato, nel senso che il mantenimento della vita in montagna nel Comelico passa attraverso questo collegamento, che è vitale anche perché comunque è un rilancio del territorio turistico, lo si deve fare nel rispetto dell'ambiente, ma lo si deve fare. Ha parlato di un nuovo... No, di questo non ne ho parlato, ma ne parleremo in questi giorni. No, il Ministro, la partita di VTP la dobbiamo discutere con il Presidente Draghi, ne ho già parlato al telefono a suo tempo con il Presidente Draghi, so che il Presidente Spagna sta preparando una relazione. Considerate che VTP, per darvi una dimensione, il suo valore prima del decreto era di circa 45-50 milioni di euro, oggi può valere il 10%. Cioè 4 milioni e mezzo. Sì, nel senso che senza business non c'è fatturato, e considerate questo un sacrificio soprattutto di una società che ha investito molto, che vede i privati coinvolti, ed è in particolar modo una società che ha saputo coinvolgere fino in fondo le compagnie di crociera. Questa è un'altra novità. Presidente, lei da tempo si sta battendo sul tema dei vaccini per convincere, dati alla mano, della bontà della campagna vaccinale. Adesso i Novax alzano il tiro, ci sono stati episodi di aggressioni, di violenze. Che cosa ne pensa di quello che sta succedendo? Penso che rischiamo di lasciare come strascico del Covid non il long Covid, non i danni sanitari come ricordo, ma purtroppo una sorta di regolamento dei conti post bellico, no? Nel senso che ci saranno due fazioni della società, ci metto un punto di domanda, i Vax e i Novax. Direi che sarebbe devastante pensare che si continui per anni a dire lui era uno di quelli che non si è vaccinato o lui si è vaccinato. Dall'altro il linguaggio utilizzato da alcuni e le gesta di pochi non fanno onore di certo a chi non si è vaccinato, perché le aggressioni giornalistiche vanno assolutamente censurate e condannate senza se e senza ma le aggressioni in generale, pensate a tutti noi amministratori cosa abbiamo subito fin dal primo giorno. Penso che ogni amministratore, anche l'ultimo sindaco del comune più piccolo, può presentare le sue lettere anonime con le minacce, nel senso che ormai è quotidiana.
Continua anche per lei, Presidente, questo? Sì, ma io non lo comunico ai giornali, però posso garantire purtroppo che il clima si è inasprito, ma era aspro anche prima comunque. Tra l'altro è anche in... Sì, ho visto, non capisco che senso ha bloccare un servizio pubblico. Capisco che ci possa essere arrabbiatura e parlo di provvedimenti del governo che non mi competono, però è pur vero che di questo passo veramente il clima è sempre meno sopportabile, è sempre più difficoltosa la convivenza e non si capisce che alla fine se tu non ti vuoi vaccinare perché comunque non ti vaccini perché hai paura che ti possa far male il vaccino, io direi fermati lì, non cominciare con alibi per giustificare la tua scelta o peggio ancora non pensare che tutti coloro che sono vaccinati siano dei teleguidati. Noi abbiamo fatto una scelta personale e di comunità. Se oggi gli ospedali sono vuoti, sono sufficientemente vuoti, lo si deve a chi si è vaccinato. Basti guardare le nostre terapie intensive, nessuno si offenda, vedo che arrivano minacce tutti i giorni, andate a leggere i commenti dei nostri social, nessuno si offenda, ma se ho l'80% di persone non vaccinate di terapia intensiva vuol dire che se si fossero vaccinati avrei l'80% in meno di terapie intensive occupate. Noi non stiamo offendendo nessuno dicendo queste cose, leggiamo i dati. Il blocco delle stazioni parte proprio domani e sarebbe previsto a Mestre, che è un nodo fondamentale nel trasporto ferroviario veneto. C'è tutta Italia, ho visto del progetto e penso che questo alla fine rischi di diventare un boomerang, perché poi i cittadini che per l'80% in Veneto ormai sono vaccinati dicono che senso ha? Io penso che la protesta, la manifestazione anche di chi non la pensa come me debba essere difesa, è giusto che possano manifestare le loro idee, ma non si possa arrivare a interrompere pubblici servizi come il caso dei treni. Oggi a Marghera sono arrivati i primi 100 profughi afghani che dopo saranno smistati per tutti i territori delle prefetture del Veneto. Ma guardi, io penso che, come abbiamo detto, chi scappa dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni deve essere aiutato, senza se e senza ma. Dopodiché è giusto fare un distinguo tra questi profughi afghani e penso alle navi piene di cittadini del Nord Africa che noi ce li ricordiamo tutti, arrivavano con le scarpine da ginnastica, con la borsetta a tracolla e con lo smartphone in mano dicevano che erano profughi, poi abbiamo visto che profughi erano. Insomma, ci sono dei dati ufficiali nazionali che rispetto a quegli arrivi oltre il 90% non scappava dalla morte e dalla fame. Tornando ai dati sulla pandemia, abbiamo oggi 3 morti, 600 ricoveri, ancora 600 contagi e 17 ricoveri. Ci sono anche giovani, Novax, appunto, come senti di commentare? Ma guarda, a me spiace anche perché sono sempre in imbarazzo quando parlo di questi dati, perché sembra quasi che vogliamo fare promozione della vaccinazione, ma io ho l'obbligo istituzionale di dire che la vaccinazione oggi purtroppo ci impone di dire che oltre l'80% dei nostri malati in terapia intensiva sono non vaccinati e oltre il 75% dei nostri malati in corsia sono non vaccinati. Se ne prenda atto e si sono abbassate anche le età purtroppo dei ricoveri. Quindi sostenere che la vaccinazione non è servita a nulla vuol dire non sostenere il vero. Dopodiché se uno pensa che il vaccino ti faccia prendere il 5G automaticamente appena ti sei fatto l'iniezione, questa è un'altra roba. Noi stiamo parlando di una profilassi e di un piano di sanità pubblica, che di certo non ho inventato io. Sarebbe utile ricordare loro quanto costa un giorno di ricovero in terapia intensiva? Guardate, sono migliaia di euro, ma mi sembra di capire che a questo punto non sia neanche più un problema di costi, anche perché oggi in questo paese c'è una percezione della macchina pubblica che sembra che sia del vicino di casa che non c'entri niente, ma alla fine paghiamo tutti noi. Io non sono convinto che la soluzione sia quella dell'obbligatorietà del vaccino, di far pagare le cure, per carità, però è pur vero che ci si debba incontrare a metà strada. Non è possibile che ci sia un popolo che ha scelto di vaccinarsi e una parte minoritaria di questo popolo che vorrebbe, dettare le linee del comportamento. Decisamente no. Senta, c'è un tema che è stato sollevato anche dal ministro Franceschini per quello che riguarda le tante opere che ci sono in Italia, alcune delle quali giacciono nei magazzini dei grandi musei, e quindi di poterle portare in altri musei oppure riportarle nei luoghi in cui sono state concepite, come per esempio la Pala di Sant'Anna di Jacopo da Ponte a Bassano. Sì, ma penso che sia fondamentale. La Pala di Sant'Anna ne è uno dei tanti esempi, che fra l'altro è identitario della città, ma penso anche a quello che abbiamo ad esempio nel Museo di Quarto d'Altino, nei magazzini. Noi abbiamo
gioielli, abbiamo reperti unici degli scavi, ed è giusto che tutto torni fuori alla luce del sole e che sia fruibile dai cittadini. C'è il Ministro, vi lascio il Ministro. Grazie. Ciao, grazie. Questo è il Presidente della Regione Luca Zaia. Ci avviciniamo al Ministro dei Beni Artistici e Culturali Dario Franceschini. Signor Ministro, l'assessore alla cultura di Venezia ha detto che per Venezia ci vuole di più di quello che c'è al momento. Che possibilità ci sono per Venezia? Penso anche alla gestione dei turisti, al rilancio delle opere. I temi di Venezia non sono temi solo della città, ma sono temi di tutto il paese e di tutto il mondo, direi. Quindi è chiaro che c'è un interesse particolare del governo italiano. All'interno del recovery abbiamo messo un finanziamento molto importante un altro finanziamento molto importante per il recupero dell'Arsenale. Io ho la perfetta consapevolezza che la straordinarietà di Venezia richiede regole e misure e risorse straordinarie. Come la vede con i tornelli, per mettere i tornelli all'ingresso della città? C'è un problema che tornerà prepotente, che c'era fino al gennaio del 2019, cioè il troppo affollamento in alcuni luoghi fragili delle città d'arte, tra cui Venezia o una buona parte dei luoghi di Venezia. Penso che servono delle misure di limitazione degli accessi in caso di troppa gente, nessun ticket a pagamento, e penso che il modo per impedire l'accesso di troppe persone che mettono a rischio il patrimonio vada studiato con tutte le nuove tecnologie possibili, quindi le meno invasive possibile. Se diciamo tornello ci immaginiamo il tornello per entrare in un aeroporto, in realtà ci sono delle tecnologie che possono essere meno invasive e che ottengono lo stesso risultato, ma la scelta ovviamente dei sindaci e la competenza anche, noi siamo qua per dare una mano. Grazie. Venezia, città della sostenibilità, come Ministro della Cultura lei cosa crede che dovrebbe voler dire? Penso che Venezia abbia una vocazione che non è soltanto quella di ospitare turisti, ma è quella di valorizzare il proprio patrimonio storico, architettonico unico al mondo e di investire sul contemporaneo, sul presente, sul futuro. In fondo Venezia è il luogo anche della Biennale d'Architettura, della Biennale d'Arte, di grandi istituzioni culturali private che investono sul futuro, quindi innovazione, ricerca, nuove tecnologie applicate ai beni culturali, sostenibilità, quindi è una grande sfida di coniugare passato e futuro. E l'Europa? Ministro, lei ha parlato Secondo lei per Venezia? L'Europa deve fare molte cose per Venezia, mi pare che ci sia un'attenzione generale, avete visto anche l'attenzione dell'UNESCO, quindi dobbiamo però non pensare che sia l'Europa a risolvere questi problemi, ma dobbiamo essere noi come italiani a risolverli. So che hai parlato anche di decentrare le opere d'arte che a volte giacciono nei magazzini o che comunque sono in grandi gallerie come queste, poi sono in altri musei. È un progetto su cui stiamo lavorando, ma mi piace annunciare le cose quando sono sicure. Grazie, buongiorno. E questo era il Ministro Dario Franceschini, vedete, è evidentemente chiamato ad altri impegni istituzionali, per cui tra poco uscirà da quella porta e attraversato un corridoio ci si trova praticamente al Canal Grande. Da lì ci saranno dei motoscafi che naturalmente porteranno il Ministro, come hanno portato, credo, io non vedo più neanche il Presidente della Regione Luca Zaia, più o meno il luogo le gallerie si stanno svuotando. Noi vi racconteremo poi anche nel corso dei prossimi telegiornali quella che è stata questa inaugurazione, vi faremo vedere alcune di queste importantissime opere. Vi ricordo per esempio una tela del Tiepolo lunga ben 12 metri che è stata per 80 anni chiusa in un magazzino, che è stata restaurata e riportata agli antichi splendori. Direi che per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Abbiamo sentito, intanto ringraziamo il collega Filippo Fois, Sandro Ponchio per la parte tecnica. Noi torniamo in studio con il nostro Focus TG, allora lunga pagina dedicata alla cultura, al turismo e a temi importantissimi per tutto il Veneto. Una domanda anche molto attuale, quella che il nostro Filippo Fois ha posto al governatore Luca Zaia per la pala di Sant'Anna. Sappiamo le polemiche legate al fatto che la pala, che era a Bassano del Grappa, è stata poi portata alle gallerie dell'Accademia. Qualcuno ha detto che è andata via
da un luogo in cui aveva una grande importanza espositiva per finire comunque in uno scrigno pieno di meraviglie, ma magari fare la figura, passateci il termine, di una fra le tante opere. Non è proprio così, è una semplificazione un po' spinta, però è per far capire che cosa è successo. E Zaia ha detto sì, si potrebbe anche parlarne per il futuro. Franceschini, il ministro, ha ricevuto una domanda molto simile dal nostro Filippo Fois e ha detto: stiamo ragionando su questo progetto di mettere in collegamento i grandi musei con i piccoli musei, piccoli nel senso delle città ritenute minori, quindi magari l'esempio che stiamo facendo di Bassano del Grappa e Venezia calza alla perfezione, per fare in modo che alcune opere possano tornare anche temporaneamente, anche solo per periodi più o meno brevi, nel luogo in cui sono state concepite, create ed esposte magari a lungo prima di finire in un museo più importante. Quindi sono tutti temi di cui parleremo nel corso della nostra informazione. Adesso noi siamo pronti a collegarci con i nostri colleghi. Sappiamo che la nostra redazione di Padova, alla quale stiamo scrivendo per i collegamenti, perché sappiamo c'è stata una grossa grandinata sui Colli Euganei ieri che ha coinvolto anche il settore vitivinicolo. I vigneti in questo momento sono assolutamente in una situazione molto delicata. La grandinata potrebbe aver fatto danni molto importanti per la produzione. Se ne sta occupando Guido Barbato che è andato a Vo per vedere che cosa stava succedendo, e abbiamo anche delle immagini che vi facciamo vedere fra poco. Intanto avvertiamo i nostri colleghi che possono entrare in qualsiasi momento per i collegamenti. E sappiamo che a Padova ci sono anche delle notizie di cronaca, con un incendio a Cadoneghe, incendio in una palazzina. Abbiamo già le foto, i video dei vigili del fuoco. Allora, ricapitolando, noi siamo pronti a cambiare registro, a passare dalla prima parte dedicata alla cultura con alcune informazioni sull'emergenza coronavirus a un settore del nostro Focus TG che, lo ricordiamo, durerà fino alle 13:30 come sempre durante la settimana, parlando di cronaca e di altre situazioni che si sono verificate nelle varie parti del Veneto. Abbiamo Vicenza e Padova. Vicenza prenotata per così dire alle ore 13 in punto, con il collegamento con Gabriella Basso per tutto quello che c'è da dire di cronaca vicentina. Adesso torniamo un attimo a parlare del Covid, perché abbiamo un aggiornamento sui dati che ci arrivano da Belluno. Prima di mandarlo in onda chiedo alla regia di fare il cosiddetto rinfresco del nostro settore informatico per poter vedere il servizio aggiornamento Covid da Belluno. Appena possiamo lo facciamo vedere. Che ha coinvolto numerose famiglie rientrate dai paesi dell'area balcanica fa crescere l'incidenza settimanale. Purtroppo il numero di persone ricoverate al San Martino di Belluno, che sono complessivamente 11. In terapia intensiva ormai da qualche settimana si trova un paziente cinquantenne. 3 pazienti rispettivamente di 52, 68 e 82 anni sono ricoverati in pneumologia, 2 con quadro severo, 1 critico. 7 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Si tratta di 2 over 80, un 61enne, un 54enne e 3 giovani di 18, 26 e 27 anni. Fra i 7 ospedalizzati, 5 presentano un quadro clinico severo. La casistica dei ricoveri per la metà si riferisce a positività riscontrate dopo i rientri dall'estero. Su 11 ricoverati, 9 sono pazienti non vaccinati. Una persona con una dose di vaccino è ricoverata per altro motivo clinico e una persona con ciclo vaccinale completo è ricoverata per pluripatologie. Parallelamente al San Martino sono state trattate 56 persone con anticorpi monoclonali. L'incidenza settimanale, sia pur inferiore a quella nazionale, si attesta a un tasso di 60,6 casi su 100.000 abitanti. Le nuove positività si confermano prevalentemente a carico di soggetti giovani o molto giovani. In isolamento ci sono complessivamente 196 persone, tutte straniere, e più di un quarto di rientro dalla Macedonia. A seguire si trovano persone rientrate da Kosovo, Albania, Marocco, Croazia, Bosnia, Romania, Francia e Ucraina.
Passiamo dalla Bellunese alla zona di Bassano del Grappa, pedemontana, perché nei giorni scorsi è esploso un focolaio in una casa di riposo. Si era temuto il peggio perché abbiamo visto purtroppo nella prima fase di questa emergenza, soprattutto l'anno scorso, che cos'è accaduto nelle case di riposo in cui si sono verificati dei casi di positività al coronavirus, con lutti davvero importanti e dei drammi che ci porteremo dietro per molto tempo. È successo a Cartigliano con l'avvio del protocollo di emergenza, ma con una situazione molto diversa dal passato, perché pur avendo molte persone positive, si tratta quasi tutte di persone che sono anche vaccinate, e quindi pare, dopo bisognerà fare i conti qui nei prossimi giorni, che le ricadute sanitarie siano molto più lievi rispetto al passato. Vediamo il servizio. È stato un po', voglio dire, una piccola sconfitta per noi, perché ci eravamo molto rallegrati, eravamo stati molto soddisfatti, insomma, dell'andamento nella fase più importante della pandemia. Purtroppo è successo e cerchiamo di far fronte. Non era mai entrato il coronavirus nella casa di riposo di Cartigliano, un piccolo istituto nel cuore del paese, dove sono seguiti 68 ospiti. Il bilancio sale e tocca quota 33 positivi, mentre gli operatori sono fermi a 9 su una cinquantina totale. Come nel Veronese, anche qui la Regione ha avviato un monitoraggio con il controllo della risposta anticorpale di anziani operatori, ma per ora il vaccino, solo un ospite non l'aveva avuto, sta funzionando in fase protettiva. Attivato il protocollo di emergenza, gli ospiti positivi sono stati spostati in un'ala destinata alla quarantena, dove in queste ore sono stati visitati dal medico. Ho trovato degli ospiti abbastanza sereni, abbastanza tranquilli, e che chiaramente stanno superando un momento difficile, perché rimanere in quarantena non è semplice. Tutto sommato le ho trovate bene. Costante il contatto con le famiglie, con 2 operatori dedicati. E purtroppo è successo, purtroppo è arrivato il virus, purtroppo i loro cari, alcuni si sono contagiati, e noi vogliamo informarli costantemente e creare un canale bidirezionale, cioè portare la voce delle famiglie agli anziani, ove possibile. La fatica si legge nei volti della direttrice e del responsabile della sicurezza, che da 4 giorni si chiedono cosa sia accaduto. Protocolli rigidamente rispettati, spiegano. I tamponi che normalmente si fanno ogni 30 giorni, noi li abbiamo fatti ogni 10, e altre misure di controllo. Insomma, abbiamo sempre cercato di essere ligi, rispettosi delle regole. In tutto questo consola e rincuora la grande disponibilità da parte di tutto il personale. Abbiamo avuto una risposta quasi commovente, nel senso che chi ritorna dalle ferie, chi ha rinunciato alle ferie, chi si è reso disponibile a fare mansioni diverse dalle sue, cioè c'è una mobilitazione di tutti. Allora, torniamo alla cronaca, perché abbiamo pronti prima Valentina Visentin, poi Guido Barbato, quindi in toto la redazione padovana, che in questo caso con Valentina Visentin si trova, ci pare di capire, nel cortile interno di Palazzo Moroni, quindi siamo all'interno del municipio di Padova. Che cosa succede a Padova, Valentina? Sì, buongiorno Ferdinando, siamo alla presentazione della 4ª edizione del Festival di Solidaria, il Festival della Solidarietà. Sapete che Padova è stata capitale del volontariato nell'anno del Covid, del 2020. Quest'anno si chiude un ciclo con questo evento, tante iniziative nei primi giorni di settembre qui a Padova. Il tema è quello dell'evoluzione, ma si parlerà anche di un tema molto attuale, quello dell'accoglienza. Sapete che oggi in città stanno arrivando una ventina di profughi afghani, quelli destinati appunto dalla conferenza dei prefetti la settimana scorsa. A Padova ne arriveranno una ventina, 4 di questi saranno portati in un centro di accoglienza a Piazzola sul Brenta, in una casa appunto di prima accoglienza a Piazzola sul Brenta. Si tratta di nuclei familiari, in particolare ci sono anche quindi tanti minori, e quindi insomma una situazione davvero delicata che Padova sta seguendo con grande attenzione, tant'è che ci ha confermato anche il presidente del centro servizi volontariato di Padova. Sono tantissime, e anche ieri, nei giorni scorsi, il sindaco
sono tantissime le famiglie padovane che si stanno mettendo a disposizione per ospitare queste famiglie. Poi ovviamente tutte le richieste dovranno passare prima per la prefettura che gestisce l'arrivo, i flussi e le modalità di accoglienza. Valentina, abbiamo già cronaca però in questa mattinata, noi abbiamo anche già le foto di questo intervento dei Vigili del Fuoco, puoi parlarcene? Sì, assolutamente sì, c'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Cadone, che lo vedete proprio nelle foto in questo momento. Si tratta di un incendio che è divampato al terzo piano di una palazzina, fortunatamente non risultano feriti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le autobotti, lo vedete durante l'evacuazione e lo spegnimento di questo incendio che si è sviluppato questa mattina a Cadone. Diciamo che sono stati giorni frenetici per i Vigili del Fuoco in quanto ad incendi, perché ieri, come vi abbiamo raccontato, c'è stato un incendio anche a Ponte San Nicolò in un'azienda e poi in una silus di un'azienda e poi in centro Rotovalle a Selvazzano, e domenica il clamoroso incendio all'autofficina, a un'autofficina di Altichiero qui a Padova, che ha provocato centinaia di migliaia di euro di danni. Allora Valentina, intanto grazie per queste prime informazioni, poi tutto il resto lo vediamo nel nostro TG di questa sera, nei TG delle nostre emittenti. Abbiamo anche Guido Barbato che sta per arrivare per parlarci dei danni causati dal maltempo nella zona dei Colli Euganei, quindi apriamo una parentesi padovana. Naturalmente se ci sono notizie da Padova non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito da Padova quella dell'accoglienza dei profughi che arrivano dall'Afghanistan, riguarda un po' tutto il Veneto. Sappiamo che questo pomeriggio è in programma anche una riunione fra i sindaci dei comuni più popolosi della provincia di Vicenza, una riunione in prefettura a Vicenza, proprio per capire come gestire l'afflusso e soprattutto l'accoglienza di queste persone. Sappiamo che quasi tutti i comuni hanno dato ampia disponibilità per questi arrivi, quindi nei TG di questa sera poi faremo il punto della situazione proprio per quanto riguarda questo tema di strettissima attualità. E di stretta attualità, dicevamo, anche il tema del maltempo, e dovrebbe arrivare il nostro Guido Barbato. Intanto avvertiamo Gabriella Basso che con lei faremo dopo le 13, quindi dopo il break pubblicitario delle 13. Noi non vediamo ancora Guido Barbato in arrivo, quindi in attesa del collega che anzi probabilmente ci ha sentito ed è arrivato di gran carriera, e lo vediamo già qui in un ambiente decisamente gradevole come quello di un vigneto dei Colli Euganei. Guido, sei già in onda, sei in diretta con noi al Focus TG. Stiamo parlando del maltempo che ha colpito molte zone del Veneto, ma in particolare l'area euganea, in un momento delicatissimo per la produzione vitivinicola d'eccellenza di quel territorio. Com'è andata? Tra l'altro noi abbiamo già un video che tu ci hai mandato, quindi mentre ci racconti possiamo anche far vedere ai nostri telespettatori i danni causati dal maltempo. Buongiorno Guido. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Ferdinando. Proprio alla vigilia dell'inizio della vendemmia, fissato per oggi, Giove Pluvio ha creato diversi danni, in particolare nella zona di Vo, dove mi trovo in questo momento, e nemmeno in tutto il territorio, per fortuna, di Vo, danneggiando con i chicchi di grandine almeno un 10% della produzione in queste zone appunto del comune euganeo. Qui stiamo vedendo i vigneti di o della glera, come si dice da queste parti, ovvero il vitigno che poi è vocato a fare prosecco o serprino, specialità locale, e vedete che molti acini sono stati proprio tagliati, rovinati, devono essere raccolti. Questo implica innanzitutto appunto un abbassamento della qualità generale del prodotto, un'accelerazione della vendemmia, di modo che vengano rimossi i chicchi che stanno marcendo, e questo insomma è un ulteriore grattacapo per i produttori, in particolare del comune di Vo. Ci si rincuora un po' perché sì, c'è stato qualche danno anche all'uva rossa, però l'uva rossa promette prodotti di buona qualità, così ci ha detto il presidente del Consorzio Vini DOC dei Colli Euganei, Marco Calaon. Quindi attendiamoci dei buoni rossi, attendiamoci anche
dei buoni bianchi, ma una parte dovrà essere destinata alla produzione industriale, quindi insomma non alla produzione DOC, quella un po' più curata, un po' più ricercata, che è promossa appunto da queste parti. E pensare che fino a ieri pomeriggio, ci ha detto proprio Calaon, questa uva era perfetta e integra, quindi a volte viene un po' da ragionare su come succedono questi fatti, ma ovviamente non sono nelle nostre mani questi accadimenti, no? Ecco, ma ecco, la sfortuna proprio alla vigilia del taglio dei graspi dalle viti. Sappiamo che ci sono tuttora, perché insomma una grandinata comunque, per quanto importante, non può pregiudicare tutta un'annata vinicola. Sappiamo che ci sono grandi aspettative, perché il mix di caldo e qualche pioggia al momento giusto, insomma, soprattutto, parliamo dei Colli Euganei, soprattutto sui rossi, potrebbe far pensare all'arrivo di rossi importanti. Sappiamo comunque la zona offre sia la DOC che la DOCG del cosiddetto fior d'arancio, moscato giallo, insomma lo si chiama in molti modi. Comunque è un'area che sta vivendo difficoltà fra i cinghiali, l'emergenza coronavirus, la siccità in alcuni periodi dell'anno. Diciamo che è un'area che sta vivendo momenti molto molto complicati, però già il fatto di raccontarli dal posto, direttamente dai filari, più sulla notizia di così, Guido, veramente bisogna andare in cantina. Allora Guido, noi ti ringraziamo per questa informazione, vedremo come andrà, naturalmente facciamo il cosiddetto nodo al fazzoletto e torneremo sul tema dei vini subito, non appena, quando comincerà la vendemmia, per sentire anche con Marco Calaon del Consorzio Vinicoli Euganei come andrà il primo periodo, i primi giorni, che di solito danno un'indicazione molto chiara di quello che succederà poi, e quindi torneremo a parlare anche di questo argomento. Al volo ti chiedo, prima di andare in pubblicità, se abbiamo altre informazioni dalla zona euganea, e ti ricordo come sempre che se hai altre notizie le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Siamo qui fino alle 13:30. Notizia da verificare, da confermare, è vedere invece se la grandinata di ieri sera possa aver fatto danni alle colture di pianura vitivinicole, tipo la zona del Conselvano. Però vi faremo sapere casomai nel pomeriggio, dove proprio mi diceva Calaon, è un po' da verificare, potrebbe essere successo qualcosa anche da quelle parti. Sapete che anche lì ci sono delle produzioni pregiate, Conselve, Bagnoli e dintorni, insomma Bagnoli di sopra, però le accerteremo nel pomeriggio, ma probabilmente c'è qualcosa di vero, e vedremo anche appunto se corrisponde a verità questo fatto. Molto bene Guido, grazie di questo collegamento, come sempre ribadisco fino alle 13:30 sei qui, se ci sono notizie le daremo in diretta. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi, ciao ciao. Torniamo in studio. Allora, questa era la situazione dei Colli Euganei con la grandinata. Abbiamo visto delle immagini anche un po' preoccupanti, perché alcuni chicchi d'uva non propriamente in ottime condizioni dopo la grandine che quest'anno ha colpito un po' ovunque, facendo danni anche in altopiano di 7 comuni. Sappiamo che durante le scorse settimane è stato colpito anche la Marca Trevigiana. Insomma, non c'è zona del Veneto che non abbia fatto i conti quest'estate con dei fenomeni meteorologici estremi. Cambiamo argomento fino all'ora della pubblicità. Vediamo i dati che ci arrivano dalla regione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Questi sono i vaccini. Allora, sono state somministrate ieri 26.876 dosi, è un buon numero rispetto al periodo precedente. Si sta tornando in quota dopo quella che si può considerare a tutti gli effetti una pausa ferragostana. Sono 6.248.000, scusate, le somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale, che ricordiamo è partita subito dopo Natale. Le prime dosi ieri sono state 7.005, i cicli completati ieri sono stati 19.370, come sempre ormai in questo momento sono molti di più le seconde dosi, il completamento dei cicli rispetto alle prime dosi. Sono il 69,7% dei veneti coperti con almeno una dose, 61,1% dei veneti coperti con entrambe le dosi. Si sta muovendo qualcosa, ma non moltissimo, per quanto riguarda
le fasce di età, vediamo che per vedere coperture importanti bisogna andare sopra i 60 per la prima dose, anche se i giovanissimi fino ai 29 anni, i giovani stanno dimostrando di voler partecipare a questa campagna vaccinale, mentre per quanto riguarda la seconda dose bisogna salire attorno ai 70 anni per avere coperture importanti che valgono comunque per disabili e vulnerabili, vediamo sia per la prima dose che per il ciclo completo, e è salita la settimana scorsa quella che è anche la copertura settimanale con 147.000 inoculazioni. Questa settimana sta andando abbastanza bene, potremo tornare, vedete lo stacco molto deciso fra il periodo di inizio agosto e poi la pausa ferragostana, quindi vedremo poi cosa succederà. Adesso noi facciamo con la regia di Alessandro Costacurta, prima di vedere i dati dei contagi e della sanità, prima di parlare con Gabriella Basso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto una lunga parentesi dedicata alla cultura, al turismo con il ministro Franceschini, il governatore Luca Zaia, che naturalmente ha parlato anche un po' delle ricadute dell'emergenza coronavirus in questo momento così complicato. Abbiamo parlato con Padova, la cronaca, Colli Euganei flagellati dal maltempo, e adesso andiamo a Vicenza dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci pare di capire dallo sfondo sia in una zona molto conosciuta e molto amata della città. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Come dici tu, è un luogo molto amato dai vicentini e non solo, ma anche da tanti fedeli e pellegrini, perché siamo alla Basilica Santuario di Monteberico qui a Vicenza, perché questa è la settimana, sono settimane importanti di festeggiamenti e celebrazioni per la città di Vicenza, ma è anche sono qui perché è stata presentata e inaugurata una mostra dedicata a Papa Wojtyła, il Papa Giovanni Paolo II, il Papa Santo, beatificato poi è diventato santo, ai 30 anni dalla sua visita a Vicenza, a Monteberico, alla diocesi e alla città di Vicenza. E una notizia importante di questa giornata è anche il fatto che verrà esposta qui proprio venerdì 8 settembre una reliquia che i frati della Salve di Maria hanno ottenuto, una reliquia di Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II, il Papa Santo. È una reliquia di prima classe, una garza imbevuta di sangue che verrà appunto esposta in questa occasione, e poi si lavorerà per trovare una collocazione poi fissa che possa essere visibile dai tanti pellegrini, possa essere accessibile, ma comunque rimanere protetta da eventuali malintenzionati. Gabriella, noi abbiamo dei servizi che faremo vedere non appena finiremo questo collegamento sulla situazione negli asili e nelle scuole per quanto riguarda i Green Pass, perché sappiamo che Vicenza ha lavorato molto a lungo e pare anche bene, naturalmente deve ancora partire tutto, però la fase organizzativa è stata molto importante per quanto concerne le scuole, sia gli asili che saranno i primi a essere interessati, che anche le scuole superiori, ma questo lo vediamo poi. Abbiamo cronaca da Vicenza in questo momento? Allora, abbiamo della cronaca, abbiamo soprattutto una storia un po' particolare di queste persone che guidano senza essere in possesso della patente, perché è stato multato, sanzionato con ben 5.000 euro un cittadino di origini rumene che sfrecciava ad alta velocità per il quartiere Pomari di Vicenza, ma pensate che quest'uomo non aveva nessuna patente, nel senso che ne aveva due ed entrambe sono state ritirate, una quella italiana nel 2018, ma addirittura in Romania quella rumena era già stata precedentemente ritirata, e quindi quest'uomo sfrecciava comunque liberamente, ma non sarà penso più così dopo questa multa salata, e probabilmente sarà difficile per lui ottenere una terza patente, speriamo, ecco. A proposito di Green Pass invece volevo dirti che domani appunto è la giornata clou, perché il 1° settembre appunto con l'inizio dell'anno scolastico per i bambini dell'asilo che entrano a scuola c'è il Green Pass obbligatorio per gli insegnanti, ma anche per i mezzi di trasporto, i treni
lunga percorrenza, per esempio, quindi noi siamo stati anche in stazione per sentire un po' che aria tira, e devo dire che è stato un po' particolare, perché tra tanti tentennamenti di gente che diceva sì, ma io ho il Green Pass, però comunque viene visto comunque questa cosa come qualche modo limitare la libertà delle persone. Sì, il Green Pass va bene, ma è un po' troppo utilizzarlo anche sul trasporto pubblico, cioè scusate, sul trasporto, chiamiamolo trasporto pubblico, ma in realtà stiamo parlando di treni a lunga percorrenza e determinati servizi di trasporto, insomma. Ecco, è importante questo per evitare di ingenerare anche un po' di confusione. Il trasporto interessato sarà quello a lunghissima e lunga percorrenza, quindi non è certo il treno che si prende per andare a lavorare o il bus che si prende per andare a scuola. Certo è che da domani cambiano molte cose. Che cosa cambiano le scuole? Noi lo vediamo fra pochissimo nel servizio sugli asili. Intanto però lasciamo libera Gabriella Basso, che sappiamo ha molti impegni, c'è parecchio materiale da raccogliere. Il resto lo vediamo tutto nel TG Vicenza di questa sera. Grazie Gabriella, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio e vediamo appunto che cosa succede negli asili di Vicenza, che sono i primi a essere interessati dal nuovo anno scolastico con il Green Pass. Con l'inizio di settembre è arrivata la settimana che darà inizio al nuovo anno educativo. Dopo le tante parole relative al Green Pass, ora si passerà ai fatti. La ripartenza della scuola è una scadenza determinante per la ripresa delle attività economiche e sociali ad essa legata. I criteri sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid, dei controlli e delle eventuali sanzioni condizioneranno la ripresa del Paese nell'ultima parte dell'anno. I primi a cominciare in città saranno 424 bimbi dei 10 asili nido comunali, dove sono previsti 67 educatori. Allora, mercoledì apriamo gli asili nido, siamo i primi ad inaugurare l'inizio dell'anno educativo, evidentemente. La situazione è che in questi giorni presso il mio settore gli educatori si stanno presentando spontaneamente, moltissime persone che hanno fatto il vaccino non hanno problemi a esibire il Green Pass e quindi la manovra di controllo si sta svolgendo con il massimo della serenità. È evidente che ci sarà anche qualcuno che verrà chiamato per il 1° di settembre come previsto dalla norma e noi auspichiamo che siano tutti a posto. Gli auspici dell'assessore all'inizio del mese erano rivolti al governo, a cui come amministratore chiedeva regole certe. Mi sembra che adesso la regola certa ci sia, entra a scuola chi ha il Green Pass, quindi questo dobbiamo rispettare, a questo noi ci atterremo e quindi dovremo assolutamente prevedere che chi non è in regola non può assolutamente prendere servizio. Da venerdì scorso la direzione dell'assessorato ha cominciato a convocare il personale scolastico per l'esibizione del Green Pass, un modo per cercare di avere un quadro preciso della situazione, per cercare di giocare d'anticipo per la convocazione di eventuali sostituti. Noi in questi giorni stiamo anche facendo delle nomine di posti che erano già vacanti ed evidentemente a queste persone viene chiesto il Green Pass. Percentuali non ne ho, io sono fiduciosa perché so che è una categoria molto responsabile, che ha dato segno di massima capacità sempre. È chiaro che io adesso tirerò le somme dopo che finirà la fase della spontaneità. Dagli asili alle superiori, problemi altrettanto complicati, probabilmente anche più gravi per i numeri che conosciamo. Vediamo come si sta preparando Vicenza. Noi abbiamo 4 sedi, voglio dire, tra un posto e l'altro. Ci sono 5 varchi. Allora, gli insegnanti dovranno passare tutti dall'ingresso principale, verificare il codice, poi dovranno recarsi ai varchi, prendere i ragazzi e andare su. Cioè, una solenne perdita di tempo. Questa è la previsione per l'esordio il 1° settembre per il controllo sul possesso di Green Pass nei docenti e nel personale ATA. Solo in questa scuola superiore si contano 200 dipendenti. Il problema si evidenzierà il 13, ci spiega la dirigente scolastica, con l'inizio delle lezioni, data l'impossibilità di convocare prima il personale rispetto agli studenti, per far sì che il controllo del certificato verde sia più rapido. Ad oggi nessuna specifica su come dovrà funzionare
aggiornare la piattaforma web annunciata dal Ministero, che dovrà consentire una verifica telematica. Si vocifera di questa piattaforma che già sarebbe qualcosa, insomma, che quotidianamente, se ho ben capito, dovrebbe comunicarci quanti hanno il Green Pass valido. Allora, se la piattaforma mi dice questi non hanno il Green Pass, io quelli non li posso far entrare. Li devo sostituire, vediamo come e in che modo, e comunque devo avvisarli che sono in assenza ingiustificata. 4 giorni di assenza ingiustificata, al 5° giorno, se ancora non hanno il Green Pass, poi vengono sospesi. Questo è quanto so. Ma il nodo cruciale che viene evidenziato riguarderebbe le sospensioni e le relative sostituzioni. Se con l'app io vedo immediatamente quanti non hanno il Green Pass, dovrò ragionare sulle sostituzioni. Le sostituzioni così d'emblée non è che si fanno, e soprattutto per quanto tempo si stipula un contratto a tempo determinato, perché noi abbiamo l'obbligo di segnare qual è la scadenza del contratto. Non è nelle disponibilità di nessuno saperlo, quindi ci sono una serie di questioni. Quindi voi rischiate di non avere né il docente che eventualmente non esibisce il Green Pass, né di sapere quando e se lo esibirà, e né di avere la sostituzione, pertanto. Diciamo che al momento abbiamo più domande che risposte. Chiudiamo questa parte dedicata al coronavirus con i dati, gli ultimi, ovvero aggiornati a questa mattina, che possiamo vedere con la regia di Alessandro Costa Curta. Report di oggi, ultimo report di agosto, abbiamo 583 nuovi casi, siamo scesi sotto quota 13.000 in Veneto attualmente positivi, sono infatti 12.904, sono 454.803 le persone che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 430.213 quelle che si sono negativizzate, purtroppo sono morte 11.686 persone con il coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante, che ci fa capire la reazione della sanità veneta di fronte a questa spallata, a questo momento molto delicato dell'emergenza. Sono 234 le persone ricoverate in area non critica, di cui 199 ancora positive e 35 che si sono negativizzate. Sono 49 invece le persone ricoverate in terapia intensiva ancora positive, 4 che si sono negativizzate, per un totale di 53 unità. Sono 17 in più le persone ricoverate in area non critica, 3 in meno quelle in terapia intensiva. Ovviamente non sono in più o in meno, sono semplicemente bilanci positivi e negativi, però vediamo che la situazione non cambia di molto. C'è da dire invece che sono mancate 3 persone, del numero più grosso degli ultimi giorni, probabilmente comprende anche i decessi del fine settimana. Cercheremo di saperne di più. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, l'ultima pausa pubblicitaria di questa nostra edizione del Focus TG. Torniamo fra pochissimo e siamo in onda fino alle 13:30. State con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, è l'ultima parte della nostra informazione, come sempre in onda fino alle 13:30. Vediamo un po' di cronaca delle ultime ore, anche degli ultimi giorni, con notizie che si trascinano da qualche giorno, perché ad esempio al rave party ormai celebre in tutto il Veneto che si è svolto a Cittadella nella giornata di domenica c'erano tantissimi ragazzi, ne sono stati fermati e identificati 54, ma i residenti dicono che c'è stato un via vai enorme lungo tutta la notte, residenti che hanno avuto naturalmente tempo di vedere che andava e veniva perché non hanno mai dormito. Siamo andati a intervistarli, sentite cosa ci hanno detto. E niente, io mi sono svegliata alle 3 di notte, che era impossibile dormire, sembrava averle in camera. Musica ad alto volume fino alle prime ore del mattino di domenica. Musica così forte che i residenti non sono riusciti a dormire, come ci hanno testimoniato. A riportare la calma, i carabinieri che, allertati dai cittadini, sono intervenuti in un'area arginale a Cittadella lungo il Brenta, trovando un vero e proprio rave con tanto di musica techno sparata ad alto volume dalle casse. Una settantina i ragazzi presenti, provenienti da tutte le province del Veneto, da Vicenza a Venezia, da Treviso a Rovigo, con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, arrivati lì sulle rive del fiume grazie al passaparola che caratterizza questi eventi.
Sono 54 i denunciati, anche se chi vive nelle zone limitrofe alla festa assicura che le persone erano molte di più. Il viavai di macchine è durato tutta la notte. Io ero entrata a casa verso l'1, c'erano un bel po' di macchine lungo la via e c'era questo continuo fastidio musicale che poi è durato penso fino alle 5-6 di mattina. Feste di questo tipo sono abbastanza solite lungo i boschetti che costeggiano il fiume, ci confermano i residenti. Il Covid le ha un po' rallentate, ipotizzano. Per ridurre i passaggi sono state anche installate delle sbarre come queste. Qualche passo e si arriva alla festa con musica ad alto volume che rende le notti di chi in questi luoghi vive impossibili. È fastidioso perché è sempre continuo, non si ferma mai, dura tantissimo. Vedremo poi come andrà a finire con la sfilza di denunce che sono state appioppate ai ragazzi provenienti da tutto il Veneto che sono stati trovati dai carabinieri ancora presenti al rave. Non è il primo che si svolge né in quella zona né in Italia in questo momento. Arrivano ogni fine settimana notizie di questo genere. Tornano prepotentemente in auge anche i furti. Purtroppo i ladri tornano in azione. A Vicenza sono stati presi di mira i garage. E l'altro ieri sono entrati solo in un paio di garage, non so con quale criterio. Già, perché i garage di Via Sasso sono stati presi di mira dai ladri da dopo il lockdown. L'ultimo episodio risale ad un paio di giorni fa. Hanno sfondato le porte delle cantine per l'ennesima volta, ma non trovando più niente, perché non è rimasto nulla da portar via, precisa una delle residenti a cui sono già state rubate qualche mese fa le biciclette, insieme al vicino di cantina a cui sono stati rubati gli attrezzi per coltivare l'orto. E allora si corre ai ripari, con garage blindati, con chiavistelli rinforzati, solo allo scopo di non aver nuovamente la proprietà violata. Hanno aperto il portone esterno, il portone da dentro, l'altro portone da dentro e il portone esterno. Non hanno rubato assolutamente niente, ma perché non c'è niente da rubare? Io che non ho niente, ho messo un chiavistello un po' più grosso nella speranza di contrastare, però. E allora scatta la solidarietà tra il vicinato con i gruppi social di residenti che segnalano agli altri, onde evitare che spiacevoli episodi possano ricapitare, nella speranza che anche i controlli si intensifichino. C'è un gruppo, Sei dei Ferroviari Se, dove ogni cittadino che si accorge che hanno tentato cosa segnala, ma è un modo molto semplice tra vicini di autoaiuto, perché come dire, guardate, state attenti perché sono in zona qui. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia di quello che è ancora da capire bene di cosa si tratti, se un infortunio sul lavoro o un malore mortale sul lavoro. Una persona è stata trovata senza vita nella sua officina di Lusiana. Questa sera nel nostro telegiornale tutte le notizie anche riguardo questo grave fatto di cronaca, ma ieri nel Padovano era stata una giornata davvero nera per gli infortuni sul lavoro. 2 gravi infortuni sul lavoro e anche un decesso causato da un malore per un vivaista in missione fuori sede per l'azienda per cui lavorava. Il tutto nel giro di poche ore nella mattina di lunedì. A Santa Giustina in Colle il dramma: un uomo di 52 anni, Caterino Barizza di Santa Maria di Sala, Venezia, dipendente di un vivaio di Borgoricco, è stato colto da un malore fatale mentre stava facendo manutenzione alle piante in un'azienda. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM, non c'è stato nulla da fare. L'addetto è mancato a causa di un arresto cardiocircolatorio. A Caselle di Selvazzano, alla metalmeccanica Ferraù in via Marconi, un operaio dipendente di una ditta esterna è caduto dentro a un macchinario ed è stato estratto dai vigili del fuoco. L'ambulanza del 118 lo ha portato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Infine a Cadoneghe un altro infortunio alla Aurim di via Fermi, azienda che commercia tessuti all'ingrosso. Un operaio di 52 anni, italiano, è caduto da un'altezza di circa 5 metri, restando anch'egli ferito in modo molto grave. È arrivato in ospedale in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Adesso cambiamo ora decisamente argomento, vediamo uno dei
tanti e importanti monumenti presenti in Veneto che riguardano la Prima Guerra Mondiale, la memoria della Prima Guerra Mondiale. Sappiamo che fra Vicentino e Trevigiano ci sono il Sacrario di Cimagrappa, il Sacrario dell'Aiten Asiago, il Pasubio e molti altri naturalmente, e uno di quelli più importanti è a Bassano del Grappa, dove c'è il Tempio Ossario, ovvero un vero e proprio tempio che custodisce le spoglie di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, di decine di caduti anche della Seconda Guerra Mondiale, tenuto aperto dai fanti per lungo tempo. Era stato chiuso, noi di Rete Veneta ci eravamo impegnati con una campagna di sensibilizzazione molto forte che aveva portato poi alla riapertura. Da qualche mese il Tempio Ossario è nuovamente chiuso, manca pochissimo alla celebrazione del centenario del Milite Ignoto. Sono finite, possiamo dire, l'altro ieri le celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, e chi arriva a Bassano in questi giorni si trova con un portone sprangato. Ecco quel che succede a chi vuol visitare il Tempio Ossario in questi giorni. Turisti e visitatori arrivano anche da lontano per entrare nel monumento che custodisce le spoglie di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale e quelle di altre persone che hanno perso la vita nel secondo conflitto. E trovano chiuso, senza alcuna spiegazione. Le sarebbe piaciuto a lei e alla sua mamma dare un'occhiata qui dentro? Infatti io l'ho portata appositamente per vedere questo tempio, perché l'ho trovato bellissimo già visto da fuori e volevo portarla a vederlo, ma purtroppo non sapevo che fosse chiuso. Non sapevo. Eravate già state qui quindi? No, è la prima volta, solo che sono passata un giorno per Bassano, ho visto questo spettacolo, ma si fa vedere. Da dove siete venute? Da Mira, in provincia di Venezia. Eravate venute apposta da Mira per vedere il Tempio Ossario? Sì, poi va bene, con l'occasione andremo a fare un giro anche a vedere il ponte, che sappiamo che è stato restaurato. Comunque sì, l'intento era quello di vedere questo tempio, insomma. In mezz'ora 7 persone sono arrivate fin sulla porta d'ingresso per scoprire che il Tempio Ossario non è aperto al pubblico. Questo vuol dire che le migliaia di presenze registrate storicamente in questo scrigno della memoria non sono un ricordo del passato, ma un'indicazione per un futuro che deve essere necessariamente diverso da questo. Il Tempio Ossario è chiuso infatti da mesi e le radici delle decisioni su questo stop alle visite sono da cercare lontano dal Veneto, nella sede del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti di Guerra e quindi nel Ministero della Difesa. Inizia da qui la nuova inchiesta di Rete Veneta, che già si era impegnata per la riapertura del Tempio, su questa nuova e preoccupante chiusura di una delle più importanti testimonianze venete e italiane della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare e per fare in modo che nessuno dimentichi ciò che è stato. Cambiamo di nuovo argomento, perché padre Placido Cortese, frate minore conventuale della Basilica del Santo, morto dopo le torture della Gestapo, è stato proclamato venerabile da Papa Francesco. Da oggi questa targhetta verrà esposta dentro e fuori il confessionale all'interno della Basilica del Santo, dove padre Placido Cortese confessava i fedeli. Papa Francesco ha riconosciuto le virtù eroiche del frate francescano, nato nel 1907 a Cherso in Croazia e morto a Trieste nel 1944 dopo essere stato torturato dalla Gestapo. Certamente è un grande riconoscimento, perché è come se si fosse pronunciata una sentenza definitiva su tutta la causa iniziata 20 anni fa. E questa è la sentenza che dice che padre Placido Cortese ha esercitato in grado eroico tutte le virtù cristiane, virtù teologali, cardinali e anche quelle inerenti al suo stato di religioso francescano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, padre Placido Cortese, frate minore conventuale del Santo, riuscì a mettere in salvo centinaia di persone, ebrei e militari alleati perseguitati dal nazifascismo. Nel 1944, dopo essere stato catturato all'esterno della Basilica di Sant'Antonio a Padova dalla Gestapo, fu portato a Trieste nella sede della polizia segreta tedesca e torturato fino alla morte. Il riconoscimento di venerabile rappresenta un passo di grande rilievo per la sua causa di beatificazione. L'altra strada che speriamo di poter riprendere, perché la causa era iniziata così, è il riconoscimento del martirio.
Sappiamo che padre Placido Cortese è stato ucciso dopo feroci torture portate avanti dalla Gestapo nei suoi confronti, e questo potrebbe anche spianare la strada alla beatificazione. Prima di salutarci vi ricordiamo che da domani entrano in vigore inasprimenti, comunque norme più rigide per quanto riguarda il Green Pass. Ci saranno controlli a terra sulla lunga percorrenza della ferroviaria e anche per quanto riguarda gli autobus. Naturalmente questo riguarda Intercity notte e alta velocità, anche sugli aerei, navi e traghetti, funivie, cavinovie e seggiovie. La capacità di riempimento 100%, uso obbligatorio mascherina, la portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Per cabinovie e funivie capacità di riempimento non superiore al 50% e obbligo di mascherina. Non sono previste limitazioni per le sciovie e i tappeti di risalita. Quindi cambiano molte cose, naturalmente ne daremo conto nella nostra informazione. Noi a questo punto vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di raccontarvi in diretta quello che sta succedendo in Veneto dai luoghi in cui succede tutto quanto. Vi invitiamo a seguire il telegiornale TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutti gli approfondimenti e vi auguriamo un buon pomeriggio.